Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 8 ottobre. Prima dei quotidiani, come al solito, le agenzie di stampa. L'ANSA.it apre stamani con il coronavirus, il balzo dei nuovi casi, 3.678. Il presidente Conte dice occorre rigore anche in casa e record di tamponi, aumentano le vittime. In famiglia e con gli amici, dice il premier Conte, si diffonde di più il contagio. Mascherine sempre, prorogato lo stato d'emergenza al 31 gennaio 2021. L'ordinanza di Speranza, obbligo di test per chi viene da Gran Bretagna, Belgio e Olanda. Mattarella ha firmato il decreto che proroga lo stato d'emergenza e introduce e proroga fino al 15 ottobre il DPCM con le misure anticontagio. Dalle mascherine alle multe, le regole, sintetizza l'agenzia ANSA. Sempre le mascherine è la novità introdotta dal nuovo decreto legge Covid. L'obbligo è portarle sempre con sé fuori da casa, ma anche indossarle all'aperto e al chiuso, salvo che ci si trovi in luoghi isolati o si sia a casa propria. La stretta è raccomandata, non imposta dal governo, anche dentro casa. Se si ricevono familiari o amici, dice il premier Conte, meglio indossarla e mantenere le distanze.
Queste le principali novità del decreto legge approvato dal governo, che disegna la cornice delle norme anticontagio fino alla scadenza dello stato d'emergenza del 31 gennaio, prorogando fino al 15 ottobre il DPCM ora in vigore, che dettaglia le regole in concreto da rispettare, senza modifiche se non quella che riguarda le mascherine. E dunque, la mascherina va portata sempre con sé, va indossata quando si sta in mezzo ad altre persone. Così il governo prova a contrastare la seconda ondata di contagi. I dispositivi di protezione devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione sia in luogo chiuso che all'aperto nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Se si sta da soli o con il coniuge, in montagna o in campagna, l'obbligo decade. Se si sta in una strada di città dove passano poche persone, invece l'obbligo della mascherina è valido. Non va indossata a casa propria, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande, dagli obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, così l'agenzia ANSA sintetizza. Mentre dalle mascherine alle multe, le regole, i protocolli, ancora il primo piano dell'agenzia ANSA, e poi il Nobel per la chimica alle 2 donne del taglia e incolla il DNA. Dopo medicina e fisica chiude la serie dei Nobel per la scienza. Il Nobel per la chimica diviso equamente fra la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer Doudna, le 2 ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia e incolla il DNA, che permette di riscrivere il codice della vita. Le forbici genetiche permettono di modificare il DNA e hanno aperto la via a molte terapie un tempo impossibili. La CRISPR-Cas9, scoperta da Charpentier e Doudna, è uno degli strumenti più potenti nelle mani dell'ingegneria genetica. Può essere utilizzato come uno strumento di altissima precisione, più simile a un bisturi che a delle forbici, per modificare l'informazione genetica, il DNA, di animali, piante e microorganismi. La tecnica ha permesso di rivoluzionare la ricerca nelle scienze della vita, portandola in una nuova epoca, e ha contribuito ad aprire nuove strade per la cura di molte malattie, da alcune forme di tumore alla fibrosi cistica, fino ad avvicinare il sogno di curare le malattie ereditarie. C'è un enorme potere in questo strumento genetico. Non soltanto ha rivoluzionato la ricerca, ma ha portato a mettere a punto colture innovative e portato a nuovi trattamenti medici. Così l'agenzia ANSA sul Nobel per la chimica. Mentre boom di casi in Francia per il coronavirus, Europa supera 6 milioni di casi. Per la vicenda Consip, rischio processo per Tiziano Renzi e per Verdini, chiusa l'inchiesta per 11 anche per Italo Bocchino. Rischio processo per il papà di Matteo Renzi, Tiziano, coinvolto in un filone della maxi indagine della Procura di Roma sul caso Consip. I PM hanno chiuso l'indagine nei confronti di Renzi padre, accusato di traffico di influenze illecite e turbativa d'asta, e per altre 10 posizioni, tra cui anche l'ex senatore Denis Verdini, turbativa d'asta e concussione, e l'ex parlamentare Italo Bocchino, traffico di influenze illecite, reati tributari, turbativa d'asta. Poi lo vedremo sulla Verità e sul Fatto Quotidiano più in dettaglio. Lasciamo con questo l'agenzia ANSA. C'è il caso Zanardi, il perito del camionista, dice l'hand bike andava a 50 all'ora, troppo veloce, colpa sua dell'incidente di Zanardi. Lo sostiene il consulente dell'uomo, indagato per lesioni gravissime. Vediamo anche l'adnkronos.com, apertura sul duello televisivo tra Harris e Pence, 2 vice negli Stati Uniti, scambio di battute tra i 2 candidati, ben distante dal caos del dibattito Trump-Biden. Impennata di contagi, obbligo di mascherine all'aperto. Scrive ancora l'agenzia ANSA, e poi a Enna, disabile violentata in una struttura, è incinta. Poi Covid, stop al pronto soccorso città di Aprilia, tamponi a personale e pazienti, saranno sanificati anche gli ambienti. E dal prefetto di Roma, controlli intensificati, 10.000 soltanto ieri. Il caso Vaticano, Becciu, estraneo a qualunque fatto illecito, dice l'ex arcivescovo, sempre fedele al Papa. Ogni accertamento lo confermerà. Sono sereno, dice l'ex porporato sardo. Zanardi 2 perizie, ha perso controllo, land bike a 50 km all'ora, esagerata, mentre per Covid il leghista Zicchieri ricoverato, ma dice non ho sintomi gravi, era tra i partecipanti al comizio di Salvini a Terracina.
In ospedale per accertamenti, fa sapere su Facebook lo stesso Zicchieri. Mentre Arcuri, il commissario straordinario Covid, dice i casi cresceranno e dobbiamo prepararci, ci sarà una recrudescenza dell'epidemia, piano per arrivare a 10.500 posti in terapia intensiva. Positivo anche un dipendente della regione Lazio. E poi test rapido dell'olfatto made in Italy per svelare l'infezione. A metterlo a punto e a testarlo gli autori di uno studio tutto italiano, accettato per la pubblicazione su Frontier in Médecins. Appena 2 minuti per permettere di capire se un paziente è in grado di percepire gli odori, quindi stabilire il grado di alterazione. Infine Berlusconi, negativo al tampone. Dovrà fare un nuovo test. Se dovesse essere riscontrata un'altra negatività al virus, non è escluso che possa partecipare al ricevimento privato per le nozze del figlio Luigi nella villa di Macherio. Così l'agenzia di N Cronos, che lasciamo. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina Facebook di Matteo Salvini. Clandestini, tutto a fuoco, le immagini che non vedrai al TG. Ad Agrigento, immigrati in centro di accoglienza con positivi Covid non vogliono rispettare la quarantena, proteste violente sassaiole durante il giorno, di notte appiccano il fuoco, alcuni riescono a fuggire, feriti 2 poliziotti, però per il governo è tutto sotto controllo e si aboliscono i decreti sicurezza. Poi ieri Salvini da Bruno Vespa, spero che abbiate apprezzato, scrive il segretario leghista da Bruno Vespa su Rai 1, ma lasciamo anche la pagina Facebook di Matteo Salvini. Vi segnalo sulla nostra pagina Facebook, se non l'avete visto, la magistratura a caccia dei rimborsi dei 49 milioni, un'intervista sul Riformista di oggi al tesoriere leghista Giulio Centemero, intervista assai interessante. I 49 milioni non sono spariti, la Lega li ha spesi per fare politica, dice Giulio Centemero in questa intervista. Ad Aldo Torchiaro sul Riformista, le tranche di finanziamento pubblico contestate erano erogate sulla base dei voti e sono state impiegate tutte prima dell'era Salvini. Investimenti nella bestia di Morisi, la macchina social, falso, Morisi l'ha creata nel 2014. Bel sito, non l'ho mai conosciuto, penso fosse uno che faceva politica arruffianandosi i leader senza alcuna capacità economico-finanziaria. L'inchiesta sull'associazione Più Voci si contesta il finanziamento illecito, ma niente di quanto è stato raccolto è finito al partito. Siamo sotto il fuoco incrociato di chi ci vuole morti, dice il tesoriere della Lega e deputato capogruppo in Commissione Finanze della Lega Giulio Centemero. Starebbe provando a eliminare il partito di Salvini, non risiede nello stesso palazzo, in Parlamento. C'è una caccia alle streghe verso di noi, un intento persecutorio che non si limita alla magistratura, ma riguarda un incrocio di poteri forti, dice Centemero nell'intervista al Riformista. Pensiamo a quel che ha detto Palamara nella famosa intercettazione che rivela tanto. Salvini ha ragione, ma dobbiamo dargli contro. In quel dobbiamo, nota Centemero, si traduce il mandato, secondo noi ricevuto da più mandanti. Stiamo crescendo, molto, questo è il movente. Abbiamo dimostrato di saper governare a livello comunale, regionale e nazionale. Siamo diventati l'unico forte progetto di rinnovamento del sistema. Le ultime amministrative non sono andate benissimo, al sud specialmente. La Lega è una punta che al nord è stata piantata, una pianta, che al nord è stata piantata tanti anni fa ed è cresciuta, ha messo radici, si è sviluppata. Al sud è una pianta messa a dimora di recente. Il lavoro è agli inizi. E poi si parla anche appunto della questione dei conti, dei famosi 49 milioni. Io Maroni non l'ho mai conosciuto di persona, dice Centemero nel corso dell'intervista. Seguivo la politica, sapevo chi fosse, ma non avevo rapporti di alcun tipo. Salvini diventa segretario nel dicembre 2013. Per un po' prosegue la gestione di tesoreria del partito di Stefano Stefani. Io divento tesoriere nel settembre del 2014. Belsito appunto non l'ho mai conosciuto. Penso fosse uno che senza capacità economiche si arruffianasse i vertici del partito. Fu un errore metterlo lì. Dei 49 milioni, intanto dico che le tranche di finanziamento pubblico cui è riferita l'inchiesta erano erogate sulla base del totale complessivo dei voti ricevuti, con un complesso meccanismo di saldi progressivi stabilito ovviamente dalla legge. Quei fondi erano stati spesi tutti prima che arrivasse Salvini. I rendiconti fanno riferimento agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Soldi spesi per l'attività politica. Nello stesso periodo, per fare un esempio, il PD ha speso molto di più.
Il PD è un grande accusatore, ma le posso confessare una cosa off the records, continua Centemero? Più di un deputato del PD, parlando tra noi, mi ha detto: lo sappiamo che non sono spariti quei soldi, che sono stati spesi. Un partito come il nostro, o come il PD, costa 1,5 milioni al mese. Peccato che è diventato uno stigma, dice Centemero. Appena parliamo di un argomento, sul territorio, alla Camera, sui social, ecco subito qualcuno che grida ai 49 milioni. Qualche parte di quella cifra è finita alla bestia di Luca Morisi. Lo escludo per ragioni di calendario. Morisi seguiva la Lega con molta minore intensità prima di Salvini. È dal 2014 che si è strutturato, ha assunto persone, ha sviluppato la bestia, la macchina comunicativa social come è oggi. Gli anni di esercizio a cui si fa riferimento non possono riguardare le sue attività, dice ancora Centemero. E intanto lasciamo anche questa interessante intervista, lo ripeto, al Riformista. E andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci arriviamo subito, un attimo soltanto, apriamo la nostra bella edicola digitale. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera, Noblesse Oblige. Il quotidiano milanese di Via Solferino apre la sua prima pagina, naturalmente col coronavirus, crescono i contagi e c'è la stretta. Nuova stretta, ieri i casi sono stati 3.678, mai così tanti da metà aprile, il totale dei contagiati da febbraio 333.940, le vittime 31, ora più rigore, dice il Premier Conte. Nel DPCM decisa l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto e al chiuso, lavoriamo per evitare un altro lockdown, ha detto il Ministro della Salute Speranza, ma è già scontro con le regioni sui poteri. Stop alle deroghe, serve l'intesa col governo. Il ministro per gli affari regionali Boccia annuncia l'arrivo di nuove misure. Così il Corriere della Sera nel sommario di prima pagina, sul titolo d'apertura. La stretta dopo i contagi. Un caffè con Zingaretti, lo prende Antonio Polito. Resterò governatore e il PD avrà il primato. Il progetto di Zingaretti, segretario del PD, è ripristinare il bipolarismo, tanti saluti, con sistema proporzionale, saluti doppi, e sbarramento al 5%, così da spingere al voto utile. Noi possiamo diventare il primo partito perno di ogni maggioranza antisovranisti. Medaglia al valor civile per Willy, ucciso a Colleferro, e per Don Malgesini, ucciso a Como, il prete, è l'omaggio del presidente Mattarella alla loro memoria. E poi il caso Vaticano, le mail sugli affari spregiudicati, caso Becciu, spuntano mail tra la segreteria di Stato Vaticana e il finanziere Raffaele Mincione, dove si parla di investimenti speculativi. C'è una notizia poi che viene dalla Grecia, il verdetto su Alba Dorata, qualificata come banda criminale. I neonazisti del partito greco Alba Dorata erano criminali. I giudici di Atene ne hanno condannati 68, tra loro 18 ex parlamentari. Squadracce responsabili anche di un omicidio, la sentenza. Il clima necessario è il titolo invece dell'editoriale firmato da Aldo Cazzullo. L'importante è non perdere la testa, parlare poco e chiaro, individuare regole semplici, farle rispettare e evitare la guerra di tutti contro tutti, governo, regioni, maggioranza, opposizione, PD 5 Stelle. Nei momenti più gravi della nostra storia, scrive Cazzullo, la forza morale e la capacità di resistenza degli italiani hanno spesso dovuto sopperire all'inadeguatezza delle classi dirigenti. È accaduto durante le guerre mondiali, nella ricostruzione un po' meno, e poi seppero unirsi le varie forze politiche per scrivere la Costituzione, insomma momenti importanti, quelli tornanti della storia, come si dice. Anche quello che stiamo vivendo è un tornante della storia. I numeri di ieri confermano che la seconda ondata sta arrivando e colpisce anche regioni dal sistema sanitario fragile che la prima ondata aveva risparmiato, scrive Cazzullo. Le crisi da arginare sono due, sanitaria ed economica. Bisogna trovare norme di comportamento che evitino di sovraccaricare ospedali e terapie intensive senza deprimere ulteriormente i consumi, la produzione e il lavoro. Parlare bene, questo è importante, parlare chiaro. Mentre voglio la rivoluzione liberale, l'intervista di Cesare Zapperi a Matteo Salvini. Le amministrative hanno deluso la Lega, scrive il Corriere in prima pagina. Salvini non nega, anche una sola sconfitta dice non va bene, e propone la sua soluzione, allargare i confini del perimetro politico, coinvolgendo imprenditori, professionisti e volontari. Ho in testa un modello Le Marche, dice il leader leghista. Condivido l'idea della necessità di una rivoluzione liberale. A pagina 13 c'è l'intervista
A Matteo Salvini, prima domanda, segretario, le regionali e comunali non sono andate come vi aspettavate. Sono un perfezionista, risponde Salvini, anche una sola sconfitta non va bene, perdere a Lecco per 31 voti non lascia soddisfatti, una sconfitta in casa fa male. Ci sono dati su cui riflettere. Dobbiamo allargare, dice Salvini. Ora il nostro sguardo è alle elezioni, prossima primavera. Milano, Roma, Napoli, Torino. Incontro domani, cioè oggi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per ragionare sul futuro. Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico, coinvolgere imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello, le Marche. Il centrodestra ha vinto dopo 50 anni, Lega primo partito in Consiglio regionale, lì siamo stati capaci di creare un mix apprezzato dagli elettori. Ma perdere in Lombardia, dice l'intervistatore, al primo turno abbiamo vinto pressoché ovunque, salvo alcune eccezioni. Certo, a Lecco abbiamo perso perché al ballottaggio abbiamo lasciato per strada 1000 elettori. Il segretario della Lega Lombarda, Grimoldi, ha dato la colpa al maltempo. Non scherziamo, risponde Salvini, facciamo autocritica. Se avessimo riportato al seggio gli elettori del primo turno avremmo stravinto. È mancato qualcosa, non guardo solo a Lecco, parlo in generale. Voglio una Lega più presente nei mondi esterni alla politica. Parlare coi professionisti, le imprese, nei capoluoghi dobbiamo essere più presenti. In Lombardia le città quasi tutte governate dal centro-sinistra. È un limite nostro, ripeto, dobbiamo coinvolgere di più le persone, dice Salvini al Corriere della Sera. Alcune porte delle sezioni Lega sono rimaste chiuse, guardate quel che è successo a Macerata. Abbiamo vinto schierando un professionista non iscritto, cerchiamo di essere meno gelosi di chi ci può aiutare. Quanto a Giorgetti, vi siete visti dopo diverse punzecchiature, dice l'intervistatore. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, lui è responsabile esteri, con lui la prossima settimana incontreremo i parlamentari europei, sul tavolo dossier importanti. Giorgetti antagonista, sono montature giornalistiche, lo stimo molto, come con Zaia mi ci confronto spesso. Quanto all'Europa, lui ha di idee diverse da quelle di Salvini? Lui dice, e lo penso anch'io, osserva Salvini, che è necessario dialogare con tutti, poi ogni cosa ha i suoi tempi. È chiaro che prima o poi torneremo al governo, per allora dovremo avere solide alleanze europee, ci stiamo lavorando. Ci sono riservatamente interlocuzioni ad alti livelli. Quanto allo sfondamento della Lega al Sud che è mancato, ma, risponde Salvini, 5 anni fa non esistevamo proprio. Ora abbiamo 8 consiglieri regionali fra Puglia e Campania. Un po' poco, ma riproporre candidati conosciuti non ha dato un segnale di cambiamento. Quanto a Giorgia Meloni, si è conquistata un ruolo visibile in Europa. Sempre di opposizione parliamo. In Europa comandano popolari e socialisti, dice Salvini al Corriere della Sera. Al di fuori di lì non fa grande differenza. Siamo d'accordo invece sul fatto che si debba pesare di più. Ma attenzione, perché non è chiaro dove andrà il PPE. Se va a sinistra non mi interessa. Se si sposta sulle posizioni di Orban, avvio il dialogo. Orban non è un grande amico dell'Italia perché la Merkel pensa al suo o al nostro paese. Il cardinal Ruini ha invitato Salvini e Meloni a dialogare con l'Europa. Ho letto l'intervista sul Corriere, l'ho molto apprezzata, dice Salvini. Dialoghiamo a Bruxelles tutte le settimane senza dirlo in giro. Voi pensate che si possa vincere col 75% in Veneto senza confronto continuo con le principali cancellerie europee? Governiamo in 14 regioni su 20, non siamo marziani. Quanto alla riorganizzazione della Lega e del centrodestra, bisogna ascoltare e coinvolgere, dice Salvini al Corriere della Sera. Nella partita delle grandi città vogliamo vincere ovunque. Nell'incontro di stamani inciterò a fare quello scatto avanti che in queste regionali abbiamo faticato a fare. Giovanni Toti è andato a cena con Mara Carfagna. L'hanno invitata? Io porto fuori la mia fidanzata, risponde Salvini. Spero abbiano mangiato bene e prodotto contenuti. Toti è appena stato rieletto a furor di popolo per governare per 5 anni la Liguria. Anche Zaia mi ha detto che pensa solo alla sua regione. Sono entrambi risorse. Zaia leader lo decideranno gli elettori, non le cene ristrette. O meglio, Toti leader. L'ex presidente del Senato, Marcello Pera, già tra i fondatori di Forza Italia, è diventato suo consigliere? L'ho incontrato più volte insieme ad altre teste pensanti, risponde Salvini. Abbiamo bisogno di cervelli per ragionare sul futuro come fece a suo tempo Berlusconi. Le idee di Marcello Pera sono stimolanti. Condivido l'idea della necessità della rivoluzione liberale. Abbiamo bisogno di liberare energie, sfruttare le potenzialità degli italiani. E non pretendo di essere
da solo in questo impegno, sto lavorando anche con Forza Italia. I decreti sicurezza modificati, un errore, dice Salvini, un passo indietro pericoloso perché si torna a dare speranze all'80% dei richiedenti asilo che non scappano da alcuna guerra. Torneremo al business dell'immigrazione clandestina, ma qui in generale mi pare che al governo di sinistra interessi solo smontare quel che di buono abbiamo fatto noi. In tempi di virus sarebbe più opportuno costruire, ma questi sono tenuti insieme dall'antisalvinismo. Visto che non ha pagato molto, adesso lei cambierà stile, modererà i toni, chiede Zapperi. Conta la sostanza e non la forma, risponde Salvini. Di sicuro ora non ci sono campagne elettorali alle porte. Avrò più tempo per dedicarmi a quel lavoro di costruzione di cui ho detto. Ogni settimana incontrerò una categoria. Meno selfie, più incontri? I selfie me li chiedono anche industriali e artigiani. Si conclude così l'intervista del Corriere a Matteo Salvini. Intanto la delegazione della Lega nel Parlamento europeo perde un eurodeputato, Andrea Caroppo, e quindi il primato di primo partito dell'emiciclo che deteneva fino ad oggi, a pari merito, con la CDU-CSU di Angela Merkel. Ora la Lega ha 28 europarlamentari, i tedeschi 29. L'ormai ex deputato leghista Caroppo è passato fra i non iscritti. La decisione, ha detto, è conseguenza delle ultime elezioni regionali in Puglia, dove la Lega ha contestato la candidatura del meloniano Fitto. Non si esclude un passaggio di Caroppo tra le fila dei conservatori presieduti da Giorgia Meloni. Susanna Ceccardi invece ha annunciato che rimarrà a Bruxelles e non sarà in Toscana. Lasciamo con ciò la pagina dedicata dal Corriere della Sera alla Lega. Vediamo rapidamente il primo piano, prendiamo le altre prime pagine. Allora, il Corriere mette in evidenza, pagina 2, il balzo dei contagi. 3.678 nuovi casi, mai così tanti da metà aprile. Il governo valuta il ritorno alla linea dura, con i dubbi del Premier. Stop alle deroghe delle regioni, serve l'intesa col governo. Conte è costretto a intervenire dopo le critiche del viceministro Sileri al comitato tecnico scientifico. Riprende la cabina di regia con i governatori e i comuni. Insomma, regioni e comuni devono collaborare. Il ministro degli affari regionali Boccia dice: ora più rigore, siamo un modello. Un lockdown bis stiamo tenendo. Non togliamo poteri alle regioni, fissiamo regole che mettono al primo posto la salute. All'aperto o con estranei, quando è obbligatorio utilizzare la mascherina, va indossata dai 6 anni in su. Così le nuove multe, raccomandate in casa quando non si è tra parenti. L'uso della mascherina obbligatorio in tutta Italia, all'aperto e in tutti i luoghi chiusi, diversi dalle abitazioni private. Il decreto del governo segue le indicazioni del comitato tecnico scientifico, che ha evidenziato come la copertura di naso e bocca contribuisce al compito di riduzione della proiezione di droplets e ha stabilito che i cittadini devono avere la mascherina sempre con sé. Multe da 400 a 1.000 euro. I controlli affidati a forze dell'ordine, polizie locali e soldati dell'operazione Strade Sicure. Tutte le regole. Punto primo. Quando si deve indossare la mascherina all'aperto? La mascherina va tenuta sempre a portata di mano. Il testo del decreto parla di obbligo di indossarla in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Bisogna dunque metterla sempre quando si sta nelle strade o nelle piazze. Se si passeggia in una zona isolata non si deve indossare, ma bisogna essere pronti a metterla se si incontrano altre persone. Al chiuso bisogna indossarla sempre nei luoghi chiusi, capito regista? Anche quando, sempre nei luoghi chiusi, quando non si sta da soli. Non siamo da soli, quindi Giulio Cesare te devi infilare la mascherina subitaneamente, istantaneamente. Pure io però, perché sto parlando senza mascherina. Anche se ieri sera la ministra Azzolina ha detto che in classe i ragazzi seduti al banco possono non indossarla, devono... Dai 6 anni in su. Dai 6 anni in su. Va indossata. Deve essere indossata in ufficio, nelle fabbriche, sempre, obbligatoria anche negli uffici, a meno che non si stia in stanza da soli. Non siamo da soli, abbiamo 7 metri di distanza, ma mi spiace, te la devi mettere. Si deve indossare per prendere i mezzi pubblici, obbligatoria su autobus e metropolitane, in treno e in aereo. Va indossata anche alle fermate quando si è in attesa di salire. Sugli scuolabus deve essere indossata da studenti che hanno più di 6 anni.
In auto e in moto, la mascherina deve essere indossata se si sta in auto con persone non conviventi. Stessa regola quando si va in moto. Se si sta da soli non è obbligatorio metterla. Non si deve metterla se si va in bicicletta. Per tutte le attività sportive motorie al chiuso o all'aperto non è obbligatoria, purché sia rispettata la distanza interpersonale di 2 metri. Quando si entra nei negozi, naso e bocca coperti, mascherina sempre all'interno dei centri commerciali e dei supermercati. Bar e ristoranti, al ristorante indossata quando non si è al tavolo, all'entrata e all'uscita, quando ci si alza per andare alla cassa o alla toilette, il personale deve indossarla sempre. Al bar va indossata all'entrata e all'uscita, anche quando si sta al banco, fino a quando non si beve e si mangia. Locali notturni e pub, stesse regole. Mascherina obbligatoria per chi ha più di 6 anni. Cambiano le regole per le scuole? No, ci sono gli obblighi già previsti. Così sul Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera andiamo molto rapidamente a vedere anche un altro paio di pagine. Intanto la pagina dedicata dal Corriere in cronaca al caso Vaticano, le mail tra il finanziere Mincione e la segreteria di Stato, affari speculativi, e il presidente di Enasarco che parla di rapporto fraterno tra il finanziere Mincione e l'ex cardinale Becciu, scrive il Corriere. Poi ancora dal Corriere della Sera, indagini sulle assunzioni dei presidi dalla Procura di Roma, soluzioni in anticipo, favoritismi, un fascicolo sulle prove svolte tra il 18 e il 19. Incombe il Consiglio di Stato. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, i pubblici ministeri di Roma indagano sul concorso per i presidi per i dirigenti scolastici 2018 e 2019. I pubblici ministeri hanno effettuato iscrizioni sul registro indagati. Si contesta il falso aggravato ad alcuni responsabili della procedura per il reclutamento di 2.400 presidi in tutta Italia. Conflitti di interesse, fughe di notizie, perfino inefficienze del software e disparità di trattamento. La Procura di Roma indaga sul concorso per dirigenti scolastici svoltosi tra il 18 e il 19. Le PM Desiree Di Geronimo e Laura Condemi hanno effettuato le prime iscrizioni nel registro indagati. Si contesta il falso ad alcuni responsabili, procedura reclutamento 2.400 presidi in tutta Italia. Il fascicolo risulta nei confronti di noti, era ignoti fino a poco tempo fa, e a fine giugno una lettera delle magistrate romane è stata trasmessa in altre 5 procure italiane per indagini sul concorsone dei presidi. Si vedrà. Mentre sempre dal Corriere della Sera, la chimica, il Nobel a 2 donne, le Thelma e Louise del DNA, premiate per la tecnica CRISPR che consente di riscrivere i genomi. Alcune delle applicazioni, il taglia e cuci in medicina, che contribuirà a nuove terapie per il cancro, per le malattie ereditarie, tra cui quelle della retina. Primo banco di prova l'anemia falciforme causata da un difetto genetico a carico dell'emoglobina. La prima paziente trattata un anno fa sta bene. E poi i Gene Drive contro la malaria. Sono elementi genetici basati su questa tecnica di taglia-cuci CRISPR che potrebbero essere usati per il controllo delle popolazioni di insetti vettori di malattie. C'è anche un'altra applicazione per le coltivazioni resistenti alla siccità e per ottenere biocarburanti dalle alghe. La tecnica del taglia-cuci genetico promette applicazioni straordinarie in molteplici settori. Dal Corriere della Sera di oggi andiamo rapidamente al reddito di cittadinanza analizzato da Federico Fubini su base territoriale. Cosa vuol dire? Che è stato escluso 1 milione di poveri del nord Italia, penalizzati col sistema di calcolo
dei parametri. Se il reddito di cittadinanza offrisse al nord la stessa copertura che garantisce al sud, scrive Fubini, oggi oltre 1 milione di persone in più riceverebbe il sussidio. Invece questa misura sta funzionando molto meglio al mezzogiorno che al settentrione. In ciascuna delle due grandi aree del paese vivono circa 2 milioni di persone in povertà assoluta, cioè non in grado, secondo l'Istat, di acquistare i beni essenziali. Eppure le famiglie raggiunte dal reddito di cittadinanza nelle regioni meridionali sono più di 3 volte numerose di quelle che vivono al nord. Questo squilibrio è il risultato di regole di accesso al reddito di cittadinanza che di fatto impediscono l'accesso a 1.200.000 residenti in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. Poco importa che questi siano oggi in condizioni di bisogno, tali che, se fossero al sud, darebbero diritto al sussidio. Un esame dei dati e delle indagini a campione dell'Istat non lascia dubbi su ciò che sta accadendo dal 2019, quando è entrato in vigore il reddito di cittadinanza. E lasciamo il Corriere della Sera, la pagina economica, per andare a dare un'occhiata velocissima anche alle pagine milanesi e lombarde. Qui c'è da segnalare il trend che preoccupa per i ricoveri, l'allerta negli ospedali milanesi. In 2 mesi pazienti raddoppiati, scrive Stefania Chiaie. C'è un numero che sale in modo costante e preoccupa. Dice dei contagi che continuano a crescere e dell'evoluzione della malattia. Sono i numeri dei ricoveri, pazienti Covid positivi nelle terapie a medio-bassa intensità della Lombardia. In 2 mesi sono raddoppiati. 7 agosto 170 ricoveri, 7 settembre 242, 7 ottobre 339. Ieri con una differenza tra nuovi ricoveri 43, dimessi 24 di 19 persone. Da domenica solo differenze con il segno più. Un lento costante incremento che in regione interessa in modo particolare Milano. All'ospedale Sacco ieri il numero più alto di ricoveri in Lombardia, 9 in un giorno. Da alcuni ospedali cittadini arrivano segnalazioni di difficoltà a ricoverare pazienti e di piani in atto per trasferirli in altre strutture regionali. Nei grandi centri, come Policlinico e Niguarda, scrive il Corriere della Sera, al momento la situazione tiene per 2 motivi: la tipologia di pazienti non gravi e la fase endemica e non epidemica, cioè lenta e costante, non a picchi, in cui ci troviamo, per cui si riesce a far fronte con una riorganizzazione interna e con la rete tra le strutture. Il poco confortante articolo è a pagina 3 del dorso milanese del Corriere della Sera di oggi. Infine, sempre in tema di sanità, fecondazione eterologa con la sanità regionale lombarda, prime nascite a Niguarda. Sono 2 gemelle. La loro nascita realizza un sogno per i 2 neogenitori ed è alla fine di un percorso burocratico fatto di decisioni impopolari, ricorsi, sentenze, controricorsi, dietrofront, delibere. 5 anni è durato il percorso. Il 30 settembre adesso sono venute al mondo all'ospedale Niguarda 2 gemelline, le prime nate in regione a seguito di procedura di fecondazione eterologa in convenzione col sistema sanitario regionale. Si paga solo il ticket, 500 euro. Con questo lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a volo rapidissimo a vedere le altre prime pagine. Andiamo a Repubblica intanto. La Repubblica apre il suo primo piano di oggi con il virus e la paura del sud, boom di contagi, 3.700 in un giorno, Campania, Puglia, Sicilia preoccupano il governo. Test salivari a scuola, dice la ministra Azzolina, dubbi degli esperti del comitato tecnico scientifico, assalto ai tamponi, code fino a 7 ore. Mascherine anche in casa, dice il Premier Conte, se si ospitano amici e parenti. Così in apertura Repubblica. Da Repubblica poi, andando alle pagine interne, vi segnalo l'intervista al professor Andrea Crisanti, dirigente del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e padre del cosiddetto modello Veneto. Il mio piano ignorato, abbiamo buttato mesi e adesso piangiamo. L'aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo. Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo. Ieri numero record di tamponi, oltre 125.000, 25.000 in più sul giorno prima. Acqua fresca, dice il professor Crisanti, o pezza calda se preferisce. Io ne suggerivo 300.000-400.000 al giorno.
Era fine agosto quando Crisanti presentò al governo un piano per quadruplicare i tamponi. Lo consegnai al ministro Dincal, vice ministro Sileri, che l'hanno sottoposto al comitato tecnico scientifico. Non ne ho saputo più nulla. Avevo previsto, dice Crisanti, che la ripresa delle scuole e delle attività produttive avrebbe generato un aumento delle richieste di tamponi. Suggerivo quindi la necessità di investimento importante che avremmo potuto realizzare in 2-3 mesi, la creazione di aree mobili sul territorio, tamponi low cost da 2 euro come quelli di Padova. Forse ad agosto eravamo già in ritardo, ora ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo perso 4 mesi. Aver pensato che tutto era finito perché avevamo 100 casi al giorno è stata un'illusione e non abbiamo fatto nulla. Abbiamo speso miliardi per il bonus bici, i banchi, invece di investirli per creare un sistema sanitario di sorveglianza che ci avrebbe messo in sicurezza. Cosa si può fare ora? Dipende dall'obiettivo. Possiamo usare i tamponi per 3 attività, dice il professor Crisanti a Repubblica. Screening di comunità, prevenzione e sorveglianza attiva. Nel primo caso si tratta di impedire a chi è potenzialmente infetto di entrare in comunità. Dunque serve un test affidabile e sensibile come il tampone PCR. Nel caso dello screening l'obiettivo è capire se c'è trasmissione nella comunità e in prima battuta va bene anche il tampone rapido. Nella sorveglianza attiva di un positivo l'obiettivo è isolare dalla comunità le persone che può avere infettato o che l'hanno contagiato, amici, parenti, colleghi. Ci siamo concentrati sul contact tracing, che è attività di investigazione. Con la ripartenza di scuola e lavoro abbiamo dato più opportunità al virus di trasmettersi, dice Crisanti a Repubblica. Sono aumentati i casi, siamo saturi di richieste di tracciamento. Il sistema italiano è in affanno. Ma non c'è sistema sanitario in Europa in grado di reggere 4 o 5 mila richieste al giorno di contact tracing. Ogni regione va per sé. In Campania i contagi, in forte aumento i tamponi pochi. Nel Lazio ore in fila ai drive-in e i privati chiedono di fare i test. C'è totale disorganizzazione, osserva Crisanti. Il piano di sorveglianza non può essere lasciato a iniziative locali. Se sbagliano, l'impatto è disastroso su tutto il paese. I test devono essere certificati dallo Stato, altrimenti aggiungiamo Far West e Babele di norme. Nelle scuole i dati del contagio diffusi dal Ministero sono bassi, ma non si sa il numero di tamponi. Come si può proteggere la comunità scolastica? Quello che conta non sono i contagi, osserva Crisanti, ma l'incremento dei casi giorno per giorno. È solo il monitoraggio che va fatto. Per me andavano messi i termoscanner agli ingressi, abbassata la soglia della temperatura per l'entrata in aula, obbligati tutti all'uso della mascherina in classe, lasciati a casa insegnanti e studenti provenienti da comunità in cui c'è un'alta trasmissione del virus. Previsione per i prossimi mesi, con cui si conclude l'intervista a Crisanti su Repubblica. Quel che preoccupa, dice il professore, è il rapido aumento dei casi. Via via il governo introdurrà inasprimenti che impatteranno sulla qualità della vita. Queste misure devono essere però accompagnate da investimento in sanità. Non si può scaricare tutto sulle spalle degli italiani. I fondi del MES sono disponibili, li usassero. Il virus si batte solo così, sul campo, con lo screening sui territori e la ricerca. Così Crisanti, intervistato da Repubblica. Sempre da Repubblica, a lezione di giornalismo da Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle, devo decidere tra il Movimento 5 Stelle e il mondo, dice lui. Un corso online sui reportage dall'estero. Non sono Hemingway, ma imito Pasolini. Così dice di sé Di Battista, che fa i corsi online di giornalismo. Mentre lasciamo Repubblica con un'altra intervista alla presidente greca Aikaterini Sakellaropoulou, che incontrerà domani il presidente Mattarella a Roma. La Turchia minaccia la pace nel Mediterraneo, dice la presidente della Grecia. Abbiamo fatto fronte a un'escalation senza precedenti dell'aggressività turca. Condividiamo con l'Italia la fede in legge e diplomazia, la volontà di cooperare. Le donne danno priorità alle questioni sociali, rispondono meglio ai bisogni della società. Così Repubblica riassume la chiacchierata con la presidente greca che mette nel mirino la Turchia. C'è un'altra notizia in pagina di cronaca su Repubblica: petrolio dello Stato Islamico, dell'ISIS, nelle raffinerie sarde della Saras dei Moratti a Sarroch, a sud-ovest di Cagliari. Indaga l'antiterrorismo. La Saras di Moratti sotto inchiesta. Il greggio di contrabbando dall'Iraq. Tra 2015 e 2016 32 navi a Cagliari con il sospetto carico di petrolio del califfato islamico, dell'ISIS, dello Stato Islamico. È arrivato il petrolio dell'ISIS in Sardegna, Cagliari, Saras.
12 milioni di oli minerali avrebbero consentito alla società controllata per il 40% dalla famiglia Moratti di ammazzare il mercato grazie a prezzi d'acquisto molto vantaggiosi, frodando il fisco per almeno 130 milioni di euro. I terroristi dello Stato Islamico avrebbero di contro finanziato la guerra coranica, il jihad, partendo da uno strano bonifico da 60 milioni. È il sospetto della Procura Antiterrorismo di Cagliari che il 30 settembre scorso ha perquisito gli uffici della società a Cagliari e a Milano. Indagati i vertici dell'azienda, dal Chief Financial Officer Franco Balsamo al capo dell'ufficio commerciale Marco Schiavetti. Ipotesi di reato, riciclaggio falso, reati tributari. Così Repubblica, mentre sempre da Repubblica cosa c'è ancora da segnalare? L'Alitalia e pressing dell'Unione Europea, subito la nuova compagnia o scatta la condanna, scrive Repubblica. E lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche La Stampa di Torino, poi La Verità, Libero, Avvenire, Il Manifesto, nell'ordine. La Stampa mette in apertura l'impennata dei contagi con l'allarme di Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza. Le regioni sono addormentate e rischiamo di finire come la Francia. Campania e Lombardia a rischio, dice il consulente del ministro della Salute Speranza. In un giorno 3.600 erotti casi, il governo proroga lo stato d'emergenza al 31 gennaio. Mancano i vaccini e scontro a Milano, al Pirellone ne servono 5 milioni, sbagliati gli ordini è l'accusa, ma il presidente Lombardo dice ci arriveremo. Il pericoloso federalismo da mascherina è il titolo del pezzo dell'economista Pietro Garibaldi sulla Stampa di Torino. Il federalismo da mascherina, cioè le diversi approcci, diverse decisioni delle regioni italiane. I contagi da Covid-19 in aumento dopo una riduzione estiva. Siamo tornati ai livelli di metà aprile, quando eravamo chiusi in casa da 40 giorni, anche se la situazione italiana è migliore di quella di Francia, Spagna e Regno Unito, dove i casi quotidiani superano le 10.000 unità, ma l'arrivo dell'autunno non lascia tranquilli. Situazione complicata, tutti i governi arrancano, difficile la situazione anche in un paese organizzato come Israele. Forse l'unica soluzione pratica è navigare a vista, come sta facendo il nostro governo. I cittadini sono però preoccupati. In primavera gli italiani hanno obbedito rigorosamente a un provvedimento di chiusura senza precedenti. Nonostante il crollo dell'economia, i cittadini si sono rinchiusi in casa per aspettare che il virus passasse. Il governo diceva che era emergenza, gli italiani hanno obbedito con fiducia, scrive Pietro Garibaldi nel suo commento di prima pagina sulla Stampa di Torino. La realtà autunnale è più caotica. Lo stato d'emergenza del paese è prorogato fino al 15 ottobre e l'emergenza andrà avanti almeno fino al 31 gennaio prossimo. Inoltre da ieri la mascherina è diventata obbligatoria al chiuso e all'aperto. In realtà ordinanze di questo tipo erano già state emanate in Lazio, Campania, Calabria, parte della Liguria. In Emilia il provvedimento riguardava il centro storico di Bologna, in Puglia Foggia. Dopo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, Zaia ha protestato, stufo del dirigismo centrale. Il governatore è convinto che a livello locale si conosca meglio il territorio. I costituzionalisti spiegano che la sanità è materia regionale, normale che ciascuna regione prenda iniziative. Oltre alla complessità istituzionale, la situazione è confusa anche guardando i provvedimenti in dettaglio. Si è capito, scrive Garibaldi, che durante l'attività sportiva l'uso della mascherina non sarà obbligatorio. Le forze dell'ordine dovranno stabilire se un individuo senza mascherina stava correndo o camminando veloce. Nel provvedimento di ieri si legge anche che l'uso della mascherina non sarà obbligatorio quando sarà garantita la condizione di isolamento in modo continuativo. Cosa vuol dire in pratica? Come spieghiamo come comportarsi a milioni di italiani? Cosa succederà dopo il 15 ottobre? Occorre, chiude Garibaldi, accettare che la situazione di emergenza stia diventando la normalità. I cittadini hanno bisogno di un gesto di responsabilità. Si evitino gli ingorghi decisionali tra i diversi livelli territoriali. Si utilizzi la conferenza Stato-Regioni o un altro consesso per evitare il federalismo della mascherina. Sempre dalla prima pagina della Stampa, poi, la medaglia di Mattarella a Willy Monteiro e a Don Roberto Malgesini. Modelli come loro ci servono, scrive Viola Ardone. E poi, sempre dal primo piano della Stampa, la CNN innamorata delle eolie. Per fare sesso e innamorarvi andate a Filicudi, le eolie sono magiche. Chiudiamo col buongiorno di Mattia Feltri, il nemico del popolo, è il titolo di oggi.
Viktor Orban non ha preso bene la sentenza con cui la Corte europea di giustizia ha condannato la legge che ha costretto George Soros e la sua università a lasciare Budapest per Vienna. Non sto a darvi i dettagli, è un ginepraio questa legge. Un ginepraio, dice la Corte, ostile ai diritti fondamentali della libertà accademica. Per Orban l'Europa continua a proteggere le speculazioni di Soros e costui è niente più di un farabutto che finanzia le opposizioni, un nemico del popolo. C'è del vero, scrive Feltri. Qualcuno saprà di Orban, giovane anticomunista andato a studiare a Oxford col denaro di Soros, che le opposizioni le finanziava già allora. Erano le opposizioni alle tirannie di fedeltà sovietica, compresa quella ungherese. Era l'89, l'anno del muro, del crollo dell'utopia, eccetera. Si sa come funziona. Quando l'opposizione sei tu è un conto, quando lo sono gli altri cambia tutto. È divertente la storia della finanza internazionale e del nemico del popolo, perché Soros ci ha abituato. Era un ragazzino ebreo, nella Budapest occupata dai nazisti, per i quali i nemici del popolo erano gli ebrei e la finanza internazionale. E bisognava polverizzarli. Soros la scampò, ma nel 1948, appurato che coi comunisti non andava meglio, fuggì a Londra e quando prese a sovvenzionare Solidarnosc, Carta 77 e pure tipetti come Orban, Mosca ebbe il lampo di genio. È un farabutto della finanza internazionale, un nemico del popolo. E avanti così, fino a Orban e ai suoi amici sovranisti italiani e nemici di Soros, che hanno scordato il Novecento ma ne hanno conservato indole e vocabolario. Insomma, buttiamola un po' in vacca, ma che non fa male. Sempre dalla Stampa di Torino, l'intervista al consigliere del ministro Speranza, il professor Walter Ricciardi, professore di igiene all'Università Cattolica. Le nostre regioni hanno dormito, rischiamo di finire come la Francia, bisogna aumentare i tamponi, attrezzare i reparti di intensiva o saremo nei guai. Se non riusciamo a invertire il trend saremo costretti a imporre lockdown a livello locale, annunzia Walter Ricciardi. Gli orari di ristoranti e bar, il problema è far rispettare le regole e non anticipare le chiusure. Si comincia a parlare di lockdown per quanto locali, mentre c'è un'intervista sulla Stampa al governatore ligure Giovanni Toti. È odioso intervenire su di noi, i tecnici direbbero tutto chiuso, intervenire sui poteri delle regioni. È un'odiosa limitazione, secondo i tecnici tutto andrebbe chiuso, ma per ora cambia poco. Immaginare obblighi uniformi e omogenei su tutto il territorio nazionale è un controsenso, dice il governatore ligure Toti. Dalla Stampa di Torino, cos'è che c'è ancora da citare? Le donne pagate per non abortire, la crociata dei comuni pro-life nel Bresciano, 30 amministrazioni creano una rete a sostegno della vita, soldi pubblici per campagne contro la legge 194 sulla interruzione di gravidanza, così difendiamo la famiglia. Lasciamo con questa notizia di cronaca. La Stampa di Torino, ce n'è un'altra, a dire il vero, Esselunga, il 93% del valore creato è stato restituito alla comunità. Il bilancio di sostenibilità 2019 dell'Esselunga, fornitori, ambiente e rapporti col territorio. Il gruppo guarda al 2025 e punta al 100% delle confezioni di prodotti Esselunga in materiale riciclato, che sono bravi anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, quelli dell'Esselunga, dice la Stampa di Torino. Dalla Stampa vi segnalo infine, no, non c'è altro da segnalare, e andiamo a dare un'occhiata appunto alla Verità, il quotidiano di Maurizio Belpietro, che in prima pagina apre stamani con Conte che delira, le mascherine in famiglia e ricomincia la dittatura del DPCM, scrive Giorgio Gandola. Per coprire i suoi fallimenti il governo impone un demenziale giro di vite e il Premier ci mette il carico. Dovete restare distanziati anche nelle vostre abitazioni. Faccia coperta perfino in ufficio. Giulio, sta mascherina, e dai, mettila su. E a scuola, pare che non cambi, non sto scherzando. Te devi mettere la mascherina, non l'hai messa. E a scuola pare che non cambi nulla. Di sicuro ci sono le 400 euro, Giulio, da 400 a 1000 euro, te capì? Di sicuro ci sono le multe salate, ma tra prossimità e attività motoria l'obbligo dei dispositivi all'aperto resta un enigma. Scrive Giorgio Gandola, tanto vale mettersela sugli occhi, entrare in chiesa, pregare, sarebbe l'uso più scientifico della mascherina che torna di moda come il cinepanettone a Natale. Speravamo di scamparla. Non avevamo fatto i conti con l'unico modo che il Premier Conte ha per galleggiare nella palude, indurre gli italiani alla paura, scrive Gandola. Così è arrivato il DPCM d'ottobre.
E sempre dalla Verità, prima pagina, ragazzino morto dopo essere stato sulla nave della Lamorgese. E tutti zitti, commenta Belpietro, perché al Viminale non c'è più Salvini. Il fatto è questo, ne racconta Francesco Bonazzi: morto un ragazzo sulla nave della ministra Lamorgese. La vittima si chiamava Abu, 15enne, ivoriano, soccorso da Open Arms, ONG, si era aggravato a bordo della nave Allegra. Ancora poco chiare le ragioni della morte. La procura indaga, ma ora che c'è il governo giallo-rosso la notizia passa in sordina. Il giovane africano aveva addosso i segni della tortura, forse di vecchia data, era probabilmente transitato da un lager libico. Per il medico di Emergency l'adolescente non riportava sintomi particolari se non forte denutrizione come tutti gli altri. Il commento su questa notizia di cronaca è del direttore Belpietro. Il processo cominciato sabato contro Salvini per il caso Gregoretti è stato anticipato da un anno di polemiche. Non dico che il Tribunale dei Ministri abbia deciso il rinvio a giudizio di Salvini perché sollecitato da giornali e politici, ma è un fatto che per mesi la decisione di fermare in mezzo al mare un centinaio di migranti è stata oggetto di attacchi sfociati nell'accusa di sequestro di persona. Quei 5 giorni a bordo di una nave della Guardia Costiera secondo i giudici configurano un reato punibile da 1 a 10 anni, con l'aggravante che a privare della libertà gli immigrati sia stato un pubblico ufficiale. Vedremo l'evolversi della faccenda, come si giustificheranno Conte e i suoi ministri che il giudice ha deciso di ascoltare come testimoni. Ma al di là di ciò che succederà a Catania, segnalo che mentre gli indignati speciali reclamano la condanna di Salvini, che ha osato tenere per 5 giorni un centinaio di presunti profughi a bagnomaria, gli stessi contestatori tacciono di fronte alla morte di un ragazzino 15enne trattenuto a bordo di una nave Lazzaretto ormeggiata davanti alla costa palermitana. La storia di Abu, originario della Costa d'Avorio, è stata denunciata dal deputato di Liberi ed Eguali Erasmo Palazzotto, l'unico che non abbia spento i riflettori sul caso degli extracomunitari in isolamento sulle navi quarantena. Il giovane Abu aveva attraversato il deserto, aveva cercato di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Italia. La nave di Open Arms, una delle ONG che operano davanti alle coste libiche, lo aveva traghettato verso l'Italia. Una volta giunto era stato messo in isolamento per paura Covid. Secondo la ricostruzione allegata alla denuncia presentata dal parlamentare di Liberi ed Eguali in procura, Abu sarebbe stato trasferito a bordo di un traghetto, la Allegra, a metà settembre, dal 18 al 30 del mese, in quarantena. Il 28 settembre il ragazzo è visitato per la prima volta. Il medico di bordo segnala che non parla, non mangia, pare disorientato. Nota ferite sul corpo riconducibili forse a torture. Le condizioni del giovane non inducono le autorità però a disporre il trasferimento, che è richiesto solo il giorno dopo. Lo sbarco del ragazzo e il ricovero all'ospedale di Palermo avverranno però solo la notte tra il 30 e il 1 ottobre, quando non c'è più nulla da fare. Il 15enne arriva al pronto soccorso in coma, viene intubato, muore. L'onorevole Palazzotto ha presentato un'interrogazione al Ministro della Salute e a quello dell'Interno. Vedremo cosa risponderanno Speranza e Lamorgese, cosa faranno i PM, se saranno così veloci come quando al Viminale c'era Salvini. Così, Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone a pagina 2, gli amici delle ONG in cortocircuito e pressing sul Viminale per lo Ius Soli. La sinistra voleva discontinuità sul tema migranti, si ritrova a fare i conti con la tragedia di Palermo, quella appena raccontata. E allora da padre Zanotelli all'europarlamentare Schlein scatta la richiesta di ulteriori fughe in avanti per la cittadinanza. Mentre sempre dalla Verità in primo piano, le ONG possono farci togliere i soldi dell'Unione Europea, scrivono Camilla Conti e Giuseppe Liturri. L'intesa a cui si è piegato il ministro Gualtieri sullo Stato di diritto consegna un potere di ricatto sul Recovery Fund anche alle Onlus. E la nota di bilancio rimane una scatola vuota, impossibile una manovra espansiva. Cosa succede? Il ministro dell'economia, Gualtieri, fa l'ottimista, ma ora perfino le ONG potrebbero mettersi di mezzo tra l'Italia e quel Recovery Fund che somiglia sempre più a un piatto di lenticchie. Lo si legge nella bozza di accordo europeo sullo Stato di diritto. E anche la nota di aggiornamento al DEF complica le cose al governo, impossibilitato a redigere una manovra espansiva. Sempre poi dalla prima pagina della Verità, nella civile Europa siamo al rogo dei libri scomodi, denuncia Francesco Borgonovo in prima pagina e a pagina 15.
Al rogo un autore definito razzista ma citato dal Papa. Condannata in Francia la casa editrice Contre Culture per aver pubblicato un libro di Léon Blois, considerato troppo cristiano, antisemita, eppure anche Bergoglio lo conosce, tanto da averlo menzionato nella sua prima omelia da pontefice. Sempre poi dalla prima pagina della Verità, altro che chiedergli scusa, per i PM Babbo Renzi va processato, indagini chiuse per il caso Consip. Da segnalare ancora l'enciclica Fratelli Tutti commentata da Marcello Veneziani è un inno al comunismo, Marx, Lenin e Mao sono più moderati di Papa Bergoglio, scrive Veneziani. Se l'enciclica Fratelli Tutti di Bergoglio fosse davvero applicata, probabilmente sparirebbero Dio, la Chiesa, la cristianità come le abbiamo finora conosciute. Ci sarebbe l'avvento del comunismo, l'abolizione della proprietà privata, l'abolizione degli stati sovrani, scrive Veneziani, l'occupazione di case vuote o sfitte per i bisognosi, l'esproprio dei beni in favore dei poveri, il diritto universale di ciascuno di scegliersi la cittadinanza. Per amore dell'umanità scoppierebbe la più sanguinosa guerra civile mondiale. Marx, Lenin, Mao, il comunismo nostrano, Grillo, il reddito di cittadinanza sono la versione moderata del manifesto politico ideologico di Bergoglio e della sua utopia ugualitaria. E non sto esagerando. Leggete il testo del Papa lanciato da Assisi, non le riduzioni edulcorate per i media. Ecco alcuni passaggi. E poi segue la interessante lettura di Marcello Veneziani sull'enciclica di Papa Francesco. Ve la potete leggere anche voi, il documento è molto lungo, è pieno di autocitazioni, è una sorta di riassunto di quanto già detto dal Papa in passato, però un riassunto organizzato. È una lettura neanche troppo faticosa, a dire il vero, ma potete farla tutti. La fa anche Marcello Veneziani per i lettori della Verità. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi cielo sereno su tutta la regione con qualche velatura in serata. In montagna debolmente ventilato da nord-ovest, mite con temperature oltre le medie del periodo. Domani soleggiato al mattino, poi passaggio di nubi alte esteso in serata, asciutto. Temperature in lieve diminuzione ma ancora mite. Sabato al mattino nuvolosità irregolare ma in parte ancora soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso con piogge indicate sugli agi fino a 1500 metri, probabilmente asciutto in serata. Tendenza domenica, poco sole e molte nuvole al mattino, in giornata possibili piogge all'iniziare dalla Lombardia est, sulle Alpi qualche nevicata con limite in calo fino a 1300 metri. Lunedì soleggiato e asciutto con passaggi nuvolosi estesi in montagna e ventilato da nord. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata.
Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. E apriamo una piccola finestra come al solito su quello che segue la rassegna stampa, facendo un piccolo balzo alle 12. Alle 12 di nuovo Talk Envisioning, Carola Rossi, Silvia Bernardini, Daniele Riganti. È il nuovo modo della rubrica delle ore 12 di entrare in un mondo che è il mondo dell'innovazione, del cambiamento, delle start-up, come si dice, no? Carola Rossi è con noi anche stamani, ti ringrazio. Carola, buongiorno innanzitutto. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo appena pubblicato sulla nostra pagina Facebook il contenuto della trasmissione di oggi alle ore 12. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora guarda, il secondo appuntamento, come hai detto tu, di Envisioning, quindi la nuova rubrica dedicata proprio a tutto quello che è innovazione e fare qualcosa di nuovo. Oggi in particolare con Silvia Bernardini e Daniele Riganti, che è titolare di CoriWeb, parleremo proprio di applicazioni e cercheremo di spiegare un po' anche che cosa si intende per app, no? Si sente spesso parlare di questi termini. In particolare lo faremo vedendo analizzando un progetto che hanno realizzato Daniele e Silvia, diciamo in partnership, dedicato al mondo della formazione, quindi un ambiente assolutamente molto tradizionale. Pensiamo ai corsi di formazione medici piuttosto che istituzionali, quindi un qualcosa veramente molto classico, per i quali hanno sviluppato appunto questa applicazione BEP, si chiama, poi scopriremo bene che cosa significa, che permette di automatizzare tutta una serie di processi. Ecco, insieme a Silvia e Daniele, oltre a scoprire un po' questo progetto, capiremo anche qual è il buon utilizzo della tecnologia, perché appunto, come anticipavamo anche in premessa alla puntata scorsa, bisogna stare attenti a non confondere la parola innovazione o addirittura non fare un abuso della tecnologia, perché la tecnologia è qualcosa di ormai vitale, ovviamente ne siamo tutti consapevoli, ma va studiata e va utilizzata in maniera consapevole. Quindi innovazione è proprio questo, cioè è riuscire a declinare nella maniera corretta uno strumento tecnologico applicato a seconda di quello che sono anche i campi. Quindi oggi Silvia e Daniele ci faranno un po' un'introduzione a questo mondo, ci spiegheranno che cosa sta dietro allo sviluppo di queste tecnologie e soprattutto ci spiegheranno come si possono e si devono utilizzare in tutti i campi. Benissimo. Vedremo che effettivamente è trasversale. Allora, molto interessante, attuale, grazie a Carola Rossi con Silvia Bernardini e Daniele Riganti alle ore 12 su RPL, tra poco. Grazie mille Carola. A dopo, A più tardi. Giulio. A più tardi. Intanto alle 9:30 non perdete la terza puntata di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Oggi si parla di un versante della magia che è quello del fare paura. Fare paura tramite il Moloch dello spread, per esempio. 10:15 Daniele Capezzone, 10:30 invece Zoom con Antonino Danna e torniamo sul caso Salvini con l'avvocato Luca Dauria da un punto di vista prettamente penalistico e giuridico, diciamo così, del processo a Salvini a Catania alle 12, come detto, talk sulle innovazioni. Alle 9 il Qui Parlamento, tra poco con Benedetta Fiorini, segretaria della Commissione Attività Produttive. Parleremo di Made in Italy, lavoro, delocalizzazioni e Cina sulla base di un caso concreto di un'azienda di Carpi, in quel di Modena, e poi alle 13 l'appuntamento con Potere al Popolo di Sammy Varin, che ci porta come al solito nei territori, a Icurzio con il sindaco Baraggia e a Cremona con il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale su una mostra molto controversa e discussa, la bruttissima mostra organizzata dal Comune. Scrive il post sulla nostra pagina Facebook, scrive nel suo post appunto Sammy Varin. Potere al Popolo alle ore 13. Intanto torniamo alla Verità, l'interessante lettura dell'enciclica di Papa Francesco da parte di Marcello Veneziani non la possiamo fare tutta, ma prendiamo spunto dalla prima nota che fa Veneziani. Traendo spunto da San Giovanni Crisostomo, Bergoglio afferma che, aperte virgolette, il testo della enciclica papale, non dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, privarli della loro vita. Quanto possediamo non è nostro ma loro.
In apparenza, commenta Veneziani, il Papa si rifà alla funzione sociale della proprietà, contemplata dalla dottrina sociale della Chiesa, ma poi si spinge a ribadire che non è assoluto il diritto alla proprietà privata. Per chi avesse dubbi, scrive ancora, il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come diritto naturale secondario, derivato dal principio della destinazione universale dei beni, e ciò ha conseguenze concrete. Cioè, commenta Veneziani, per essere concreti, chi è in stato di povertà e bisogno, come i migranti, nel nome supremo della destinazione universale dei beni potrà esigere che vengano espropriati o redistribuiti beni e proprietà private, perché tutto appartiene a tutti. Nel paragrafo 124 prosegue Bergoglio: la certezza della destinazione comune dei beni della terra richiede che essa sia applicata anche ai paesi, ai territori, alle loro risorse. Ogni paese è anche dello straniero. Dunque, a tradurre in concreto, non c'è diritto, territorio, tasse versate, leggi, pubblica sicurezza di una nazione che possano impedire a chiunque di usufruire dei beni pubblici e privati di quella nazione, servizi sociali, sanitari, sussidi e ogni beneficio. L'utopia sottesa a tutto questo è il desiderio di un pianeta che assicuri, scrive Bergoglio, terra, casa e lavoro a tutti. Neanche Marx ed Engels si erano spinti a tanto, scrive Marcello Veneziani. Esproprio dei beni, immigrazione, Bergoglio lancia il comunismo papale, scrive Marcello Veneziani. L'ultima enciclica di Francesco sorpassa a sinistra Marx, Lenin e Mao. La distribuzione delle risorse viene prima della proprietà privata, mentre chi emigra ha una sola colpa: l'attrazione per l'impuro Occidente. Mentre nello scandalo Becciu si apre la pista dei soldi della sanità, scrive Alessandro Daroldi in un altro articolo sulla San Pietro SPA, sempre dalla Verità. Dalla rogatoria vaticana emergono cartolarizzazioni sospette. L'ex prefetto dice: nessun familiare ha ricevuto denaro o azioni. Così sulla Verità di oggi. Mentre sempre dalla Verità, cosa ci rimane da segnalare? Oltre al caso Consip, ci torniamo sopra tra poco. In primo piano sulla Verità, dicevamo, c'è da segnalare ancora, un attimo soltanto, appunto il caso Consip, il pezzo di Fabio Mendolare e Giuseppe China. Tiziano Renzi e Denis Verdini verso il processo, concluse le investigazioni su 2 maxigare da oltre 2 miliardi e 700 milioni, il papà del leader di Italia Viva e il già parlamentare di ALA Verdini accusati di turbativa d'asta. Indagati anche gli imprenditori Romeo e Bigotti e gli ex deputati Abrignani e Bocchino. Secondo i PM della capitale, Carlo Russo minacciò l'amministratore delegato della società pubblica Consip Marroni per pilotare un appalto. Nel febbraio scorso il GIP Sturzo aveva rigettato una parziale istanza di archiviazione e ordinato nuovi approfondimenti. La procura ha chiuso le indagini su Babbo Renzi dopo la seconda batosta che i magistrati del caso Consip si erano presi dal GIP Sturzo quando si sono visti rigettare una richiesta di archiviazione. A distanza di 8 mesi hanno chiuso i conti con gli unici indagati. Tiziano Renzi e Verdini vanno verso il processo nell'inchiesta infinita Consip. Mentre sulla Verità va segnalato il pezzo di Giuseppe Liturri sull'Europa matrigna: l'intesa sullo Stato di diritto diventa un'arma di ricatto regalata alle organizzazioni non governative. Tra i soggetti che possono adire la Commissione europea e far partire un'istruttoria non ci sono solamente organismi statali, ma anche ONG. È uno strumento perfetto per contrastare e mettere all'angolo i governi non allineati, che così verranno anche privati dei famosi recovery fund europei. E sempre dalla Verità vi segnalo infine il pezzo di Stefano Graziosi, che è autore di una bellissima rubrica anche qui a RPL tutti i martedì alle 18:30 sulla politica estera e americana in particolare, Comeback, e collaboratore della Verità. Trump leva il segreto sul dossier Russia Gate e ora la Clinton trema. Ho declassificato tutto, ha annunciato Trump. L'ex First Lady Hillary Clinton dovrà spiegare gli intrallazzi con gli 007 per nascondere lo scandalo delle sue mail. Nel 2016 la CIA avvisò Obama delle mosse della politica democratica contro Trump. Il presidente prosegue l'isolamento, convinto di sfidare Biden in televisione. C'è poi un pezzo sul caso Palamara, la voglia dei magistrati di farsi potere con la superbia etica, il libro Invece del popolo italiano, che racconta la trasformazione dei magistrati, l'aggregarsi incorrenti sempre più compagnie di assicurazione e di sostegno nella scalata incarichi
di vertice. Il caso Palamara, punta dell'iceberg, l'attribuzione dei posti direttivi, le progressioni in carriera, la gestione della formazione, il giudizio disciplinare. Non è la prima volta che accade qualcosa di grave nella magistratura e nessuno reagisce, scrive Alfredo Mantovano, curatore del libro intitolato In Vece del popolo italiano, edito da Cantagalli. Il Centro Studi Livatino ha promosso un convegno. Questo libro è utile a tutti, scrive La Verità, per farsi un'idea delle cause di questa degenerazione tra correnti, politica e poteri. Al cittadino basterebbe la definizione di magistrato che dava il giudice Rosario Livatino, che diceva: il magistrato non è che dipendente dello Stato, al quale è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi che la società si dà attraverso le istituzioni proprie. Il resto sono tristi affari da Azzeccagarbugli, Capponi in omaggio e Don Rodrigo. Per concessione dell'editore Cantagalli, oggi La Verità pubblica uno stralcio del contributo di Domenico Ai Roma, procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Un pezzo interessante scritto da un magistrato. Lasciamo con ciò La Verità, andiamo a vedere anche Avvenire, il quotidiano cattolico, che si occupa in prima pagina del fatto che sono rimasti bloccati all'estero 500 bimbi italiani adottati. 500 bambini italiani attendono di sbarcare nel nostro paese per abbracciare le loro nuove famiglie. Il viaggio da Asia, Africa o America Latina non è facile durante la pandemia. L'emergenza Covid ferma la possibilità per i genitori adottivi di andare all'estero a prendere i figli. La ministra Bonetti promette un aiuto per gli enti autorizzati. Ma c'è il commento di primo piano editoriale dell'esperto di politica estera Giorgio Ferrari, l'ombra nera, le sue radici, sulla sentenza greca su Alba Dorata, ovvero sono stati giudicati criminalmente gli esponenti del movimento politico greco. Nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, si adombra la spedizione punitiva che nel 63 colpì a morte l'ex partigiano, deputato dell'opposizione, Grigoris Lambrakis, uno dei più tenaci oppositori del governo Karamanlis. Lambrakis fu aggredito da due estremisti di destra, fuggiti a bordo di un furgoncino sotto gli occhi della polizia che fece nulla per inseguirli. Il deputato morì 5 giorni dopo per le lesioni cerebrali. L'ondata emotiva del paese fu immensa, ma il premier si limitò a dire: questi incidenti possono verificarsi nella maggior parte dei paesi democratici. Il governo non è responsabile. 4 anni dopo, spinti dalla destra sempre meno popolare ma impaurita, i colonnelli presero il potere. Ciò che sta accadendo in Grecia in queste ore, dopo la sentenza d'appello che ha condannato il militante di Alba Dorata Yorgos Roupakias per l'omicidio del rapper Pavlos Fissas, ucciso 7 anni fa da una coltellata ad Atene per la sua attività di antifascista, somiglia al caso Lambrakis, scrive Avvenire con l'editorialista Giorgio Ferrari. E non solo per l'appartenenza dell'assassino al movimento xenofobo e euroscettico Crisi Avghi, ma per il fatto che sotto accusa è l'intero partito, Alba Dorata e il suo fondatore, il 62enne Nikos Michaloliakos, in quanto leader di un'organizzazione criminale, ha detto il tribunale. Roupakias rischia l'ergastolo, Michaloliakos almeno 10 anni. Alba Dorata, che al suo esordio 2012 aveva conquistato 12 deputati, era salita fino a 21 per precipitare a 0 alle ultime politiche, non è mai stato un movimento di anime belle. Ombra nera e le sue radici. Mentre, sempre dal quotidiano Avvenire, a pagina 5, va segnalato il pezzo sui silenzi, i depistaggi e gli intrighi politici per i 18 pescatori ostaggi in Libia. Negoziato in salita, scrive Nello Scavo, i marittimi sequestrati pagano il prezzo di un lucroso accordo sulla pesca bloccato mesi fa da Roma e dell'operazione navale internazionale a guida italiana che di recente ha impedito i rifornimenti di armi alle milizie della Cirenaica. Da oltre un mese in ostaggio, da 3 settimane senza contatti con le famiglie. Davanti la prospettiva di una lunga carcerazione in Libia ad opera del decadente generale Haftar, scaricato anche dai suoi padrini in cerca di un'occasione per mettere l'Italia all'angolo e regolare conti. Non sarà facile, scrive Avvenire, per i 18 pescatori della marineria siciliana tornare nelle loro case a Mazara del Vallo. Giorni fa da Bengasi è stata fatta filtrare una foto diffusa dall'agenzia AGI che ritrae uno dei pescherecci sequestrati con a fianco quelli che vengono descritti come 10 panetti di droga.
L'accusa per i pescatori: essere coinvolti nel traffico di stupefacenti, un business che in realtà coinvolge proprio alcune milizie arruolate dall'esercito della Cirenaica. L'accusa però è contraddittoria. Inizialmente la Marina di Bengasi aveva contestato ai pescatori siciliani di aver gettato reti nello specchio di mare che viene rivendicato dalla Libia come proprio, nonostante sia in acque internazionali. Il negoziato per la liberazione procede a rilento. Ogni giorno che passa Haftar alza la posta. Inizialmente il generale aveva chiesto la scarcerazione di 4 libici condannati a Catania. Concessione impossibile in uno stato di diritto. Così pochi giorni fa è arrivata la foto coi panetti presunti di droga. Anche questa è una circostanza anomala. I pescatori avrebbero avuto il tempo di sbarazzarsi del carico mentre si avvicinavano le motovedette libiche. Carico che improvvisamente viene fatto apparire un mese dopo l'arresto dei pescatori siciliani. Non sarà facile dimostrare che sia una montatura. L'Italia ha cercato di riportare Haftar a miti consigli, coinvolgendo il triumvirato che lo ha sostenuto in questi anni: Russia, Egitto, Emirati Arabi. Ma negli ultimi mesi questi paesi hanno mostrato insofferenza nei confronti di Haftar, incapace di completare l'assedio su Tripoli e mostratosi più volte sordo ai consigli dei suoi foraggiatori. Unica opzione disponibile, dice una fonte, sarebbe coinvolgere la Francia, a cui Haftar deve molto, compreso l'avergli salvato la vita quando era stato colpito da un ictus. E anche in questo caso l'Italia dovrebbe pagare un prezzo altissimo, oltre alle annose partite per le esplorazioni petrolifere e i giacimenti che in Cirenaica hanno visto le società francesi surclassare quelle italiane. Haftar ha l'occasione per una ripicca. Un anno fa Federpesca stipulò un accordo coi fedelissimi di Haftar, trattativa a lungo tenuta riservata, un accordo privato di durata quinquennale tra Federpesca e Libyan Investment Authority, si leggeva in una comunicazione ufficiale. Il patto era più simile a un dazio mafioso. Veniva consentito a una flottiglia di 10 motopesca di gettare reti nelle acque reclamate dai libici in cambio di una tassa da 10.000 euro al mese per peschereccio, 1,5 euro per ogni chilo di pescato, pesato però a Malta. In cambio gli armatori siciliani avrebbero potuto rifornirsi di carburante in Libia a prezzo più basso, così da compensare il pizzo mensile. Ogni passaggio di denaro sarebbe dovuto avvenire attraverso società di intermediazione maltese che avrebbero incassato per conto del generale Haftar. Dopo i primi viaggi dei pescherecci siciliani, la protesta del governo di Tripoli, riconosciuto dall'Italia, che non riconosce invece le autorità di Bengasi, di Haftar, costrinse Roma a far retrocedere Federpesca dall'intesa. Oggi Haftar ha l'occasione per la rivincita. Su Roma, sul piatto, anche l'operazione navale internazionale Irini, a guida italiana, che più volte ha ostacolato la consegna di armi da guerra alle milizie della Cirenaica di Haftar. A pagare il prezzo di tutto questo i 18 marittimi siciliani e le loro famiglie, che da giorni non riescono neanche ad avere contatti telefonici con la prigione in cui sono rinchiusi. I congiunti dei pescatori mazzaresi e tunisini da giorni occupano l'aula consiliare del comune di Mazzara. Oggi i sindacati svolgeranno una manifestazione in loro sostegno. Abbiamo notizia, ha detto il vescovo Mogavero, che la Farnesina è impegnata nella trattativa. Non conosciamo i particolari. La preoccupazione, conclude Avvenire con Nello Scavo, è ora conoscere le condizioni di salute dei pescatori siciliani. Tra loro c'è chi va per mare con una scorta di insulina per il diabete, qualcun altro è cardiopatico. A noi, chiedono le mogli, basta anche che parli uno solo a nome di tutti e ci dicano che stanno bene. Neanche questa minima richiesta è stata accolta, scrive Avvenire. E intanto, sempre da Avvenire, andiamo rapidamente dalla Siria, Covid senza controllo nel nord del paese. In un mese i casi sono decuplicati. Secondo Medici Senza Frontiere è impossibile isolare i positivi nella regione dove vivono 2 milioni di sfollati senza adeguate strutture sanitarie. Covid senza controllo nel nord della Libia, scrive Avvenire. E poi sempre da Avvenire, pagina degli esteri, dalla Gran Bretagna, minori e cambio di sesso, no a procedure express. A portare la struttura in Gran Bretagna di fronte all'Alta Corte sono state un ex paziente e la madre di una 16enne autistica. La denuncia dell'ex direttore: quadruplicati i casi in 4 anni, psicoterapia ridotta al minimo. Si chiama in inglese, scrive Avvenire,
Landmark Test Case, un caso giudiziario che potrebbe cambiare l'applicazione della legislazione su un certo tema, in questo caso il cambiamento di sesso dei minori. È cominciato ieri all'Alta Corte di Londra, si concluderà domani per la sentenza a tempi più lunghi. A ricorrere ai giudici un'informatica 23enne e una signora, Mrs. A., una madre di una 16enne autistica. Nel banco degli imputati la clinica Tavistock della capitale, l'unica nel regno dove i minori possono cambiare sesso. La struttura al tempo al centro di controversie perché è accusata di procedere troppo velocemente nei confronti di centinaia di adolescenti, scrive Avvenire. Chiudiamo da Avvenire con il dorso lombardo. Sul Corriere della Sera abbiamo visto i problemi relativi all'aumento di casi di Covid negli ospedali di Milano e Avvenire ci dà un'altra notizia. In Lombardia si cercano infermieri. Il direttore generale del welfare, Trivelli, ha detto che i laureandi sono troppo pochi e li assumeremo da fuori. Per quanto riguarda i tamponi, ora processati 23.000 al giorno, ma il traguardo è arrivare a 40.000 per l'inverno. E lasciamo con questo anche il quotidiano cattolico, un'occhiata la diamo al quotidiano comunista, il Manifesto, che apre col titolo "A volti coperti, nuovo record di contagi, Speranza e Conte al lavoro per evitare un altro lockdown", dice il governo, decisiva la prossima settimana. Il governo per ora si limita ad imporre mascherine anche all'aperto, le regioni potranno varare soltanto regole più restrittive record di positivi al Covid in Campania, maglia nera nel napoletano, scrive ancora il quotidiano comunista. Noi torniamo alle altre prime pagine, andiamo, cosa ci manca, a Libero. Libero apre la sua prima pagina appunto con 750 milioni di infetti nel mondo. Queste sono le stime diffuse dall'Organizzazione della Sanità, che smentisce le statistiche parziali. Una persona su 10 avrebbe preso il coronavirus. Troppi stati hanno mentito sui numeri. In mezza Europa chiudono bar e ristoranti, soltanto l'Italia resta aperta, scrive Libero. Tragedia Covid. Nel mondo già 750 milioni di persone contagiate. I dati diffusi dall'Organizzazione della Sanità smentiscono le statistiche parziali e dicono che un abitante su 10 del pianeta ha contratto il virus. Molti paesi hanno mentito, scrive Fausto Carioti in questo articolo d'apertura. C'è un grande assente nel rapporto tra governati e governanti in tempi Covid. La trasparenza manca dall'inizio, da quando il regime cinese ha sicuramente taciuto, probabilmente mentito sui tempi e i modi dell'epidemia, ma da una dittatura comunista certe cose te le aspetti, mentre opacità e menzogna, scrive Fausto Carioti, fanno parte del contratto sociale che regola i rapporti in quei paesi. Non dovrebbe essere così nelle democrazie liberali, le cui elite si vantano di essere trasparenti e da ciò traggono legittimazione a governare. Conoscere per deliberare, diceva Luigi Einaudi. Qui invece si sa poco, non c'entrano le teorie del complotto da paranoici, basta parlare con chi lavora negli ospedali e le cose le ha viste. Il morbo esiste e ammazza. La stessa scienza però riconosce che tra narrazione ufficiale e realtà c'è distanza. Il direttore per le emergenze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che secondo le loro migliori attuali stime circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stato contagiato dal virus. 750 milioni di persone anziché le 35 milioni che apparivano sul contatore della Johns Hopkins University alla quale tutti si affidano. 750 milioni, numero globale dei morti 1.052.000. Si scopre che il tasso di letalità, la quota di morti sul totale di coloro che hanno contratto il morbo, è 0,14% anziché 2,92. Se i numeri fossero questi però sapremmo che non solo il virus ha una capacità di diffusione molto maggiore di quanto creduto finora, ma anche che ha ragione Trump quando dice che è letale più o meno come la normale influenza, che uccide lo 0,1% degli ammalati e non ha stravolto le nostre abitudini e la nostra economia. Ma sapere davvero come stanno le cose è impossibile. Le istituzioni che dovrebbero darci sicurezze forniscono informazioni contraddittorie, così scrive Libero, mentre sempre da Libero va citato il pezzo di Vittorio Feltri: tutto sommato il nostro paese è il più efficiente. Anche noi di Libero abbiamo esagerato con le critiche al governo per la faccenda Covid.
Avrebbe potuto o dovuto far meglio, ma prima di linciarlo guardiamoci intorno. Risulta che 750 milioni di abitanti del pianeta si siano infettati e una quantità di loro ha tirato le cuoia. La Francia è devastata, il Belgio detiene il record mondiale, l'Inghilterra è messa molto peggio di noi, gli Stati Uniti continuano a essere un tritacarne. Sorvolo su altri paesi alle prese con la sanità, al confronto della quale la nostra è rosa e fiori. La realtà italiana non è meravigliosa, il virus seguita a rappresentare una minaccia, ma al confronto di ciò che sta accadendo in Europa e in alcuni continenti, scrive Feltri, non abbiamo motivo di lamentarci troppo, anzi dovremmo ringraziare il cielo, se non il governo Conte, antipatico come un gatto aggrappato ai testicoli, ma che tutto sommato ha fatto meglio di parecchi suoi colleghi. Speriamo che se ne vada presto da Palazzo Chigi, ma ringraziamolo per aver adottato misure fastidiose e liberticide, ma che hanno salvato la pelle a tanta gente. Chiarito questo, riconosciamo che i nostri connazionali sono sempre polemici, persone litigiose, che hanno inventato una frase che riflette il loro carattere. Piove governo ladro. Una annotazione d'attualità, conclude Feltri. La sinistra non cessa di attaccare la Lombardia, perché vuole impossessarsene, essendo la regione che fa gola. I progressisti sono scatenati per i vaccini anti-influenzali. Dicono che Fontana e Gallera ne hanno comprati pochi a caro prezzo. Ignorano i balordi che la fornitura copre le esigenze. Non sanno che fare il vaccino ora non serve a un tubo. Infatti la sua efficacia dura 3 mesi. Farlo subito anziché a novembre significa che a gennaio sei vulnerabile. La stupidità è più potente della prudenza. Smettiamola di litigare, pensiamo alla salute. Così Vittorio Feltri. Poi, prima volta Nobel a 2 donne per le scoperte sul DNA. E l'economia, Sandro Iacometti, consumi estivi migliori di quelli di un anno fa, vendite ad agosto più 0,8%. Da segnalare ancora il pezzo di Attilio Barbieri, col reddito di cittadinanza comprano perfino la droga, estorsione e spaccio, arresti a Genova, e quello di Filippo Facci, buona fede non si scompone per i pescatori in Libia, il ministro è Di Mazzara. Come i rapiti, scrive Facci in prima pagina, la figuraccia delle istituzioni italiane incapaci di schierare navi da guerra davanti a Bengasi per fare pressione su Haftar perché liberi i pescatori. Questione di cui si è occupato, credo per primo, tra i primi, Antonino Danna, qui con Lorenzo Viviani, il deputato, anche lui tra i primi che si è occupato di questa storia. Appunto, il deputato Viviani della Lega qui a RPL, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora in dettaglio di questa storia, mentre prima del Qui Parlamento vi segnalo anche ancora 2 titoli in prima pagina su Libero. Lombardia attaccata anche se regge bene, Pietro Senaldi, che ritorna su quanto ha scritto Feltri, cioè attaccano la Lombardia perché è una regione che fa gola, e poi la svolta, aziende al nord, lavoratori al sud, migliaia di dipendenti tornano nel mezzogiorno dove la vita costa meno, il South Working come si è detto, cioè lavorare dal sud dove la vita costa meno per aziende del nord. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. E come dicevamo prima, apriamo la nostra parentesi quotidiana e mattutina in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, e qui Parlamento di oggi con Benedetta Fiorini, deputata di Sassuolo, Modena della Lega e segretario della Commissione Attività Produttive della Camera. Buongiorno innanzitutto, Fiorini. Buongiorno a voi. Allora, parliamo stamani di una questione sulla quale lei ha preso posizione dopo un question time alla Camera, relativo a un'azienda del suo territorio, di Carpi per la precisione, un'azienda attraverso il cui caso però possiamo parlare più in generale di questioni che attengono al mondo del lavoro, al Made in Italy, alla questione delle delocalizzazioni,
al peso della Cina ormai nella nostra attività economica, cosa può fare o potrebbe fare un governo. Ci vuole parlare di questa azienda di Migliarina di Carpi, per la precisione, la Goldoni. Perché questo caso è importante e qual è la sua valenza generale oltre che quella specifica? Visto che stiamo parlando, nel suo piccolo, si fa per dire piccolo, di 1 migliaio di persone tra dipendenti e lavoratori dell'indotto, più o meno, insomma 1 migliaio forse no, però insomma diverse centinaia di lavoratori. Allora, i lavoratori, per essere corretti, diretti sono 220, poi ci sono altri dipendenti che riguardano altre aziende, ma questo, e poi c'è tutto l'indotto, come ha detto giustamente lei, direttore. E l'azienda è un'azienda di Carpi, in provincia di Modena, che è un'azienda storica con un marchio storico che si chiama Goldoni, che produce macchine agricole, i famosi trattori, ecco. Sì. Che questa azienda dal 2015 è passata nelle mani di una multinazionale cinese, Lovol, e quest'ultimo febbraio questa multinazionale Lovol, nel mezzo di una trattativa anche istituzionale senza preavviso, ha proceduto con un'istanza per la liquidazione e quindi ha portato i famosi libri in tribunale. Dopodiché, vedete, soprattutto per chi ci ascolta dobbiamo capire anche una cosa. Qui si tratta di una multinazionale cinese che è venuta a prendere e ad acquisire un'azienda storica sia per il nostro territorio, sia per il comparto, ma anche per tutto il nostro paese. Benvengano, io lo dico da sempre, benvengano gli stranieri che vogliono venire a investire, però ci sono delle regole, però bisogna mantenere un attimo il punto su tutto quello che riguarda anche il nostro know-how e le nostre eccellenze, e questo rappresenta un'eccellenza italiana. Quindi proprio io ho partecipato anche a un tavolo al MISE, al tavolo di crisi. Sì. Come sapete, anzi lo dico anche per chi ci ascolta, noi possiamo partecipare, ascoltare, ma non possiamo parlare. Al tavolo erano presenti le varie parti, era presente anche la proprietà stessa, dove ha rivendicato una serie di investimenti fatti nell'azienda. Questi però investimenti non si capisce bene dove siano stati fatti, ci sono molti dubbi su dove e come siano stati fatti gli investimenti all'interno dell'azienda, perché la produzione stessa è ferma da più di un anno. I dipendenti, che sono 220, sono in presidio permanente e rischiano di perdere quindi il lavoro, quindi giustamente loro e le loro famiglie sono disperati, sono preoccupati perché vogliono sapere anche cosa sarà del loro futuro. E soprattutto ci sono 130 trattori fermi sulla linea di produzione bloccati da più di un anno. Allora, se questa multinazionale rivendica il fatto di voler venire ad investire, ci dice di aver provato in tutti i modi a rilanciare l'azienda e poi nello stesso tempo noi scopriamo che chiude la rete commerciale in Italia e in Europa, loro mi devono spiegare come fanno a rilanciare un'azienda se poi chiudono la parte commerciale. Ecco, in questo caso io ho chiesto, noi come gruppo Lega, con i miei anche colleghi della Commissione, abbiamo chiesto che il governo intervenga, ma intervenga in modo concreto. Cioè non possiamo sempre ascoltare delle famose belle storie, ma poi alla fine dei fatti non si prendono dei provvedimenti concreti, perché qui queste famiglie continuano a non ricevere, ad essere preoccupate e a rischiare di rimanere a casa. Allora abbiamo detto 220 più 70 più 400 dell'indotto. Di che cosa ne vogliamo fare? E poi ripeto, uno dei nostri valori aggiunti proprio è la straordinaria forza lavoro che abbiamo. I nostri marchi, questo è un marchio storico. Quindi le nostre aziende, le nostre eccellenze italiane, il nostro Made in Italy deve essere una priorità. E lì torniamo al solito discorso, che bisogna fare una pianificazione industriale, bisogna avere un piano industriale, bisogna capire e dobbiamo capire ora, anzi lo dico al governo, di che cosa vogliamo fare del nostro paese. Ci continuano i nostri imprenditori, la nostra gente stessa, i nostri cittadini continuano a dire che non ce la fanno più. Bisogna snellire, bisogna togliere la burocrazia, bisogna iniziare a realizzare l'infrastruttura, bisogna fare un piano industriale, bisogna iniziare a dare risposte concrete.
e non posticipare, ma faremo, ma vedremo. Se il governo non ci riesce, la parte dell'opposizione, l'ho detto anche l'altra volta, potrà contribuire, ma per una volta che ci ascoltino. Senta Fiorini, ma il caso specifico lo ha illustrato chiarissimamente e anche la sua portata generale, oltre al peso specifico che non è indifferente, no? Stavamo parlando di 220 più 70 più 400 almeno lavoratori, per un caso così identificato. Sì, soprattutto perché loro... Sì, prego. L'altra cosa, mi scusi se l'ho interrotta, Prego. fondamentale è che proprio loro hanno portato via il nostro know-how. Capisce bene che è questo. Certo, e questo è un altro aspetto importante, no? Perché è un marchio storico e quindi know-how e made in Italy in questo caso vanno di pari passo. Le volevo chiedere quanto generalizzata è questa situazione, quanti altri casi Goldoni ci sono nel suo per limitarsi a quelli di sua diretta conoscenza. Ma di diretta conoscenza non ce n'è, per fortuna ad oggi non ce ne sono tante, però ce ne sono. È logico che noi dobbiamo sempre stare attenti non a quello che non è oggi, ma è quello che sarà domani. Però ce ne sono tante aziende che vengono comprate da fondi stranieri, investitori stranieri. No, sa e perché... quindi noi rischiamo di perdere veramente quello che è il nostro più grande patrimonio. Glielo chiedo perché così nel dettaglio alla spicciolata e chiacchierando con un giovane ristoratore milanese della Bovisa, quartiere che è rinato da un po' di anni perché è stato trasferito al Politecnico lì, no? Alcune sedi del Politecnico, quindi frequentato da professori, da giovani e rinato dopo la sua fase di declino industriale. Era uno storico quartiere industriale semi-abbandonato, rifiorito negli anni, sta rimorendo un'altra volta perché le università vanno a scartamento ridotto, no? Quindi del 50% di studenti che frequentano le lezioni per cui si può andare ne va la metà, di queste la metà mangia nei locali pubblici che ci sono sorti intorno e la metà si porta la roba da casa. Quindi diciamo che per coloro che hanno avviato un'attività, in questo caso anche semplicemente di bar, di ristorazione, nei dintorni è un disastro. E questo giovane imprenditore, quarantenne, mi diceva sostanzialmente qua, se passa un cinese con un bel assegno io gli vendo subito e me ne vado in collina, sul Piacentino, in collina a vivere, magari con 4 galline, roba mia. Detto da un quarantenne sveglio, milanese, figlio di ristoratori, intraprendente, mi ha colpito moltissimo. E mi diceva questo ragazzo, questo giovane, insomma, imprenditore, che non sono pochi i casi di non solo cinesi, ma anche altre entità finanziarie o multinazionali che stanno comprando anche roba di dettaglio in giro per l'Italia. Anche questo mi sembra un fenomeno interessante. Interessante e preoccupante. È vero, però è preoccupante che soprattutto un ragazzo pensi a cambiare completamente vita quando aveva fatto semmai degli investimenti e aveva comunque intrapreso un percorso nuovo anche professionale. Questo è preoccupante. Purtroppo è un dato di fatto che questa emergenza sta cambiando anche molto della nostra quotidianità, della nostra vita. Dopodiché questo è un governo, tornando al discorso di prima, è un governo che è in ritardo su tutto. È un governo che non riesce a dare delle risposte e se lui non riesce da solo che si faccia aiutare a questo punto. Però che iniziamo a risolvere i problemi. Vittorio Feltri oggi scrive su Libero, noi abbiamo sempre criticato sto governo, però alla fine se ci guardiamo intorno la gestione dell'emergenza sanitaria non è così terribile, siamo messi meglio di altri. Leviamocelo dalle scatole al più presto. Siamo stati bravi anche tanto noi italiani. Questo volevo chiederle, perché a fronte delle ultime notizie circa appunto l'uso delle mascherine molto più rigoroso di prima, eccetera, eccetera, per i prossimi mesi, via dicendo, le volevo chiedere un giudizio, insomma, su questa svolta, alla luce del fatto che anche sempre dalla rassegna stampa di oggi abbiamo letto sul Corriere della Sera che gli ospedali milanesi cominciano ad accogliere gente. Questo non è un bel dato? No, non è un bel dato, però non dobbiamo mettere il terrore da ovunque, cioè far paura alla gente. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo tenere alta la guardia, dobbiamo mantenere naturalmente le regole del distanziamento, dobbiamo portare la mascherina, è vero, certo, sempre. Però dobbiamo mantenere comunque, dobbiamo portare avanti le nostre attività, dobbiamo mandare avanti il nostro paese, dobbiamo cercare di fare una vita il più normale possibile nel rispetto e nella tutela della salute di tutti quanti. Sul fatto dell'estensione dell'emergenza di questo governo, sono sincera, non
non è diciamo una sorpresa, perché era palese che questo governo cercasse anche di posticipare il tutto per mantenere anche di più il potere. Però ecco, mancano, la cosa principale adesso è che diano, come l'ho sempre chiesto, diano delle risposte veloci, concrete, subito. Mancano i banchi, mancano i professori, mancano i vaccini, bisogna fare più test, bisogna fare più tamponi, bisogna dare delle risposte subito. Allora, io ringrazio Benedetta Fiorini, deputata della Lega e segretario della Commissione Attività Produttive della Camera. Buona giornata, buon lavoro Fiorini. Grazie ancora. A voi, buona giornata. Qui Parlamento. Si suona a Napoli, questo è il titolo del CD che raccoglie anche questo pezzo. Il pezzo di chi è? Di uno che è nato oggi, l'8 di ottobre, ma del 1692 a San Giovanni Teduccio a Napoli. Antonio Palella, l'autore di questo brano che abbiamo sentito, un brano, il primo movimento del concerto per flauto in sol maggiore. È stato un compositore e un clavicembalista, appunto, napoletano, italiano, nato nel 1692 e morto a Napoli nel 1761, nato oggi, l'8 di ottobre. Ma è nato oggi anche un altro nome piuttosto importante nel mondo della musica. Andiamo in tutt'altra epoca, varcando l'Oceano Atlantico. E questa era The Paragon Ragtime Orchestra, che interpretava un classicissimo della musica jazz,
Royal Garden Blues, composto da un mito della musica jazz, uno dei fondatori della musica jazz, dei padri del jazz americano, Clarence Williams, nato oggi, l'8 di ottobre del 1898 a Plaquemine, in Louisiana, morto a New York nel 1965. Musicista e compositore, figura centrale nel jazz delle origini, musicista ma anche imprenditore, perché organizzò, produsse e arrangiò alcune tra le più importanti sedute di registrazione di musica nera jazz degli anni '20, sia blues che jazz. Royal Garden Blues l'abbiamo appena sentito, appunto uno dei classici interpretati da tutti a partire da Louis Armstrong in maniera mirabile. Rimarremo negli Stati Uniti anche alle 9:30 per il terzo compleanno in musica. Intanto però andiamo a vedere anche le altre prime pagine. A volo rapido, Il Fatto Quotidiano apre con Campania e Lombardia, maglie nere del Covid, mascherine all'aperto e al chiuso, specie con parenti fragili. Campania e Lombardia sono messe male. Poi altro che archiviato, il babbo di Renzi è accusato di 4 reati. Chiese pure una fermata del treno ad alta velocità, il TAV, a Rignano, sull'Arno, dove stava di casa lui. E il figliuolo, anzi. Tiziano è indagato a Roma per 2 traffici di influenze, 2 turbative d'asta in 2 gare, nell'ultimo filone dell'inchiesta. Nei guai con lui anche Russo, Verdini, Romeo, Abrignani. Sopra la testata la frase del giorno: l'Egitto, il Cairo affibbia altri 45 giorni di detenzione a Patrick Zaki, il ragazzo egiziano che studia a Bologna, in prigione da 8 mesi. L'ennesima presa in giro del presidente al-Sisi. Poi ci sono il Movimento 5 Stelle e il futuro di Rousseau in primo piano. In primo piano sul Fatto Quotidiano, il piano B in caso di rottura con Casaleggio, intervista al costituzionalista Michele Ainis, soltanto gli eletti scelti dagli elettori sono autorevoli, e poi Bonomi Original, scontro con le tute blu da parte del presidente della Confindustria. La Grecia che fa nera Alba Dorata, gruppo neofascista, dichiarandolo fuori legge. E Selvaggia Lucarelli che prende per i fondelli Bassetti, il virologo dell'università, del San Martino di Genova, dell'ospedale San Martino di Genova. Bassetti, virologo e spirito guida del centrodestra. Matteo Bassetti, che molti conoscono, è quel signore con la barba un pochino così incolta e la testa pelata che dirige l'ospedale San Martino, infettivologo di Genova. Matteo Bassetti, fateli tu 7 vaccini, sei basso, sei piccolo, lo dice anche il cognome. Scrisse così un gruppo di Novax sulle vetrate della clinica di infettivologia dell'ASIUD di Udine, dove Matteo Bassetti fino a ottobre del 2019 era primario di infettivologia, e non era mica una scritta a caso. Il gruppetto di Novax aveva le idee chiarissime su come ferire il medico, il professor Bassetti, che abbiamo imparato a conoscere appunto per le numerose presenze in TV. Questo gruppetto di Novax sapeva benissimo come ferirlo, scrive appunto Selvaggia Lucarelli. Il gruppetto era pure convinto che i vaccini contenessero un mercurio collegato a un microchip sotto pelle che può alzare o abbassare la nostra temperatura. Insomma, Matteo Bassetti è il Lady Gaga del Covid, più virale del virus, è la star della seconda ondata. L'infettivologo ligure di riferimento del centrodestra, che tutti consultano per la frase a effetto o la bordata del giorno al governo, si piace tantissimo. Insomma, è uno che fa abbastanza schifo, scrive la signora Lucarelli, mentre Consip 2 pagine dedica il fatto alla vicenda. Ora Renzi senior è accusato di 4 reati, voleva anche la fermata del treno ad alta velocità sotto casa il buon Tiziano Renzi. Andiamo al Foglio. Il Foglio in prima pagina si occupa di Lega, tra le altre cose, ma vediamo con ordine. Il pezzo sul Movimento 5 Stelle, che scopre che la piazza negazionista e sovranista è il suo album di famiglia. Tra i Montesano, i Celentano e i Paragone li avete allevati voi, questi sovranisti negazionisti. E poi, a proposito di sovranisti, così a Salvini esplode tra le mani il gruppo della Lega a Bruxelles, il truce nel guado europeo. Addio, fronde e litigi, i veneti insorgono, il capogruppo Campomenosi rimette il mandato, martedì tutti convocati a Roma. Via accidentata quella della Lega verso il Partito Popolare Europeo, scrive il Foglio. Sempre dal Foglio poi il pezzo di Giulio Meotti sulla compressione della libertà di espressione. Liberté ma non per te. Giurista della Sorbona che critica nozze gay, indagato. Una legge toglierà l'obiezione di coscienza
sull'aborto in Francia. Il pezzo di Meotti è in prima pagina, ma in prima pagina c'è anche una chiacchierata di Carmelo Caruso con il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga. Voglio fare squadra con Conte. Fedriga di governo, titola il Foglio. Speranza e Boccia, buoni ministri. Massimiliano Fedriga, quale potere vorrebbe avere? Inasprire o derogare? Magari non avrei inasprito e neppure derogato, risponde Fedriga. Chi lo dice che i governatori debbano sempre andare per forza contro il governo? È tornato lo scontro Stato-Regioni. Lei in Friuli come si comporterà? Schiererà i friulani contro Conte e il suo DPCM? Sono ottimista ma non sono stupido, risponde Fedriga. Cercherò in tutti i modi di collaborare. Questo mi rammarica. Con questa decisione da parte del governo mi sembra che si incrini quel rapporto di leale collaborazione che si era instaurato. Mi chiedo perché non rinunciamoci, dice Fedriga in questa conversazione con il Foglio, che prosegue poi a pagina 4. Adesso ci arriviamo abbastanza rapidamente, eccola qua. Sono un presidente di regione, dice Fedriga, credo di aver dimostrato senso di responsabilità, ho come l'impressione che a volte ci sia da parte del governo, e mi dispiace, una propensione a imporre. È sbagliato, l'abbiamo visto con le linee guida che abbiamo dovuto derogare noi governatori, non perché volevamo poteri, ma semplicemente perché era l'unico modo per permettere la ripartenza. Non può sopportare l'idea che le regioni debbano uniformarsi e perdere competenze sanitarie, ma Fedriga non dice la frase prevedibile, non è per il forconismo regionale. Anch'io come Zaia sono estremamente infastidito da questo dirigismo, ma non voglio ricorrere ai giudici. Voglio provare a spiegare che bisogna fare squadra. Se il governo si mette in testa di giocare da solo, sbaglia. Dove che sia il Conte Fedriga così collaborativo, ma comunque il Foglio ha una sua linea nei confronti della Lega che conosciamo. Mentre andiamo a dare un'occhiata rapidamente anche al Giorno, alla Nazione, il Resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Due i titoli, come al solito, i nostri eroi, medaglia d'oro a Willy Monteiro e a Don Roberto Malgesini, e le regole anti-Covid anche in famiglia, prorogato lo stato d'emergenza. Impreparati alla battaglia d'autunno, scrive Raffaele Marmo, 8 ore in auto al drive-in per conquistare un tampone in uno dei piazzali delle periferie romane. Caccia vana a una dose di vaccino anti-influenzale in qualsiasi farmacia italiana. Concreto rischio di carenza di posti letto dedicato ai ricoverati coronavirus negli ospedali campani. Sono 3 flash dalle giornate della seconda ondata, non lasciano presagire nulla di buono per le prossime settimane. Molti gli interrogativi su come governo e regioni si siano preparati alla battaglia dell'autunno e dell'inverno sul fronte del ritorno della pandemia, scrive l'editorialista del Quotidiano Nazionale. Lasciamo perdere le distonie che registriamo ai vertici del Ministero della Salute, 3 protagonisti tra ministro, vice e sottosegretaria che spesso si contraddicono. Sarebbe provvidenziale avere una voce sola. Lasciamo da parte lo scollamento governo, Parlamento, regioni. Sui fondamentali sarebbe però stato utile attrezzarsi e invece, per cominciare dai tamponi, siamo a situazioni emergenziali. La pratica doveva essere organizzata con efficacia. In alcune regioni, Lazio, si è costretti a stare in fila per ore per essere testati, il che non è una passeggiata di salute per persone che temono il contagio. Dunque Zingaretti farebbe bene a darsi una mossa e non con la scorciatoia dei test rapidi presso i medici di base, che rischia di essere una toppa peggiore del buco. Non è differente la vicenda della scarsità dei vaccini anti-influenza. Per mesi abbiamo ascoltato appelli a vaccinarci. Peccato che nessuno, né Ministero della Salute né Regioni, abbia provveduto ad acquistare i vaccini in quantità necessaria a soddisfare una richiesta di massa. E oggi manca poco per ritrovarci al mercato nero delle dosi. Insomma, il prevedere per provvedere non è stata la cifra dell'azione del governo. Di sicuro è stato meno complesso gestire la crisi a colpi di lockdown. Così Raffaele Marmo sul Quotidiano Nazionale. Andiamo al Tempo di Roma. Il quotidiano romano mette in primo piano il pezzo del direttore, ovvero Franco Bechis, imbavagliati, ma anche D'Alema che diventa ricco vendendo il suo vino ai cinesi. La consulenza non fa ricco Massimo D'Alema che si rifà col vino venduto in Cina. Meglio vendere vino ai cinesi che usare il proprio passato politico per fare il consulente. D'Alema poche settimane fa ha approvato i bilanci
della sua società di produzione del vino e di un'altra società. Della prima D'Alema è segretario amministratore per le consulenze e ha chiuso il bilancio con 172.000 euro di ricavi e un piccolissimo utile. Della seconda società che produce vino, D'Alema è amministratore insieme a un noto enologo. I due figli del politico hanno anche loro delle quote. Ebbene, D'Alema ha avuto successo più come imprenditore vinicolo che come consulente. La società che commercializza vini ha chiuso il suo primo bilancio con oltre 483.000 euro di ricavi e un utile di 172.000. Sul totale delle vendite, ben 482.000 euro sono stati realizzati in Cina. Quasi praticamente tutto è andato in Cina, mentre imbavagliati, mascherine in tutta Italia, il pezzo di Franco Bechis. Da oggi in tutta Italia mascherina all'aperto. Nel decreto legge varato ieri c'è qualche rigidità in meno rispetto a quanto stabilivano ordinanze come quella della regione Lazio, scrive Bechis. Si potrà fare a meno della mascherina se chiaramente isolati da chiunque non sia un familiare. È una norma in vigore, bisogna rispettarla, le multe sono salate da 400 a 1.000 euro. Giulio, mascherina. Ma rispettare la legge non significa doverla per forza condividere o non poterla discutere. Penso che prima di obbligare qualcuno bisognerebbe spiegarne le ragioni. Sulle mascherine si è fatta fin dall'inizio confusione, applicando regole in un modo qui, in un altro là, con contrasti pubblici nella comunità scientifica. Alcuni virologi continuano a dire che non c'è necessità di uso della mascherina all'aperto se si può mantenere il distanziamento superiore a 1 metro fra persone. Non avendo toccato nessun protocollo esistente per le attività produttive, siamo poi in una situazione grottesca. Nei luoghi di lavoro i protocolli prevedono uso mascherina solo nei casi in cui non sia possibile distanziamento superiore al metro, ma poi quelle stesse persone che stanno al chiuso senza dispositivi di protezione, Giulio puoi non metterla allora la mascherina, questo è indicativo, capito? Allora, nessun protocollo per le attività produttive. Siamo in una situazione grottesca. Nei luoghi di lavoro, uso della mascherina solo quando non c'è possibile il distanziamento superiore al metro. Ma poi le stesse persone che al chiuso stanno senza mascherina, appena vanno all'aria aperta, devono indossare la mascherina. Senza senso. Più o meno come quello che si può fotografare oggi su gran parte dei mezzi pubblici. La mascherina si deve indossare, ma il distanziamento è elastico. Da seduti alcuni posti devono restare vuoti, ma in piedi si sta l'uno a pochi centimetri dall'altro, non per ragioni sanitarie, ma per esigenze economiche del trasporto pubblico. Tantissime le contraddizioni contenute nelle scelte del governo. Sarebbe meglio cercare di scioglierle prima di scatenare, come sta avvenendo, i cantori della religione delle mascherine. Qui di certezze, anche sulla loro utilità, ce ne sono poche da far pensare male. Si additano al pubblico ludibrio, scrive Franco Bechis, non tutti quelli che sollevano dubbi e che magari ogni tanto trasgrediscono, ma solo quelli che lo fanno essendo di volta in volta sovranisti, populisti, leghisti o di destra. Pazienza se poi la realtà ci offre una sfilza di parlamentari rossogialli positivi al virus. Così, Franco Bechis, ci fermiamo, tra poco la scuola di magia, non perdetela con Claudio Borghi Aquilini.